buongiorno. Oggi non parleremo, non inizieremo con la posta e con il libro, perché devo parlare assolutamente con questi ospiti, anche perché poi hanno anche impegni e perciò vediamo. Allora saluto e ringrazio il professor Fabrizio Pregliasco, virologo, all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professor Pregliasco, sono veramente felice di averla ospite, e saluto anche Alberto Battistella, sindaco di Loria. Ecco, ho visto che il professor Pregliasco l'ho salutato e si è alzato. Sparito? Eccolo qua, Eccomi qua. Eccolo qua, professore. Buongiorno a tutti, perdonate. Allora, professore, ci illumini un pochino cosa sta succedendo, perché state tranquilli, in Italia, c'è proprio a volte che non stiamo tranquilli, professor Pregliasco, perché abbiamo già provato cosa vuol dire state tranquilli, state sereni, va tutto bene. Allora, oggi abbiamo giovedì 14 maggio, cosa succede, com'è la situazione, cosa consiglia il professor Pregliasco e soprattutto io spero che la politica riesca a capire che deve far parlare le persone competenti, quelli che sanno e sono nel pezzo. Mi scusi professore, ma dovevo fare questa apertura. Prego professor Pregliasco. Ma allora, in medicina e nella natura non c'è mai la certezza e quindi questa questione dobbiamo trattarla preoccupandoci in un senso positivo, e il rischio zero appunto non esiste, lo ha detto lei nell'introduzione. La natura noi la inseguiamo, non riusciamo a governarla, però i dati ad oggi sono abbastanza, diciamo, positivi in un senso appunto ottimistico. Questo virus lo conosciamo da tempo, questo virus ha una via di trasmissione sostanzialmente determinata dal contatto diretto con le feci, gli escrementi di topo portatore di questa infezione. Purtroppo questa variante in cui è inciampato questo ornitologo è anche una variante che ha, oltre a questa via principale di trasmissione, la possibilità di trasmettersi anche a livello interumano, quindi con una possibilità di contagio che purtroppo è avvenuta e dimostrata nell'ambito di questa bellissima, almeno nella pianificazione, crociera che queste persone stavano facendo, andando a cercare luoghi diciamo particolari dove osservare uccelli rari e la natura. L'efficacia della trasmissione ad oggi, i dati anche da esperienze precedenti ci dicono che non è così, come dire, facile, cioè ci vuole un contatto interumano prolungato, come è stato per esempio per la povera moglie del caso indice, che è stata la seconda vittima di questa infezione. È chiaro che se il contagio fosse stato più facile, tutti i passeggeri della nave si sarebbero infettati. Ad oggi rimangono comunque sotto osservazione, perché un aspetto non piacevole di questa malattia è che ha un tempo di incubazione lungo, cioè più di circa 42 giorni. Quindi dobbiamo ancora, come dire, tenere il fiato sospeso nella possibilità che qualche altro passeggero, comunque addetto all'attività, insomma, sia in qualche modo si ammali. Ora, quello che deve essere fatto a livello internazionale è un coordinamento per osservare e controllare queste persone e, come sta succedendo a mio avviso in modo corretto in Italia, fare in modo che come si dice, le persone che sono venute in contatto anche in modo fuggevole, come i nostri concittadini e un altro cittadino inglese che era in vacanza ora in Italia, rimangano sotto osservazione per il periodo dell'incubazione, in modo da essere certi che anche un fuggevole contatto che c'è stato in questo caso con questa signora, la moglie del caso indice, che pensando di poter ritornare a casa aveva preso un volo da Johannesburg per rientrare a casa, però addirittura non fece nemmeno il volo, perché la sbarcarono subito dopo il check-in e insomma, le prime fasi dell'imbarco, perché avevano visto che stava male, tant'è che poi l'hanno portata in ospedale. Però
appunto questi nostri italiani e questo inglese che sono qui in Italia devono essere, anzi dobbiamo ringraziarli, insomma, perché seguano questo periodo di attenzione e controllo, in modo che si sia certo che questo focolaio non si diffonda, perché gli incendi lo insegnano, no? Se facciamo l'esempio degli incendi, se controlliamo la fiammella iniziale, l'incendio si ferma. Se non lo facciamo subito, in modo attivo, l'incendio rischia di diffondersi. Professor Pregliasco, lei ha detto una cosa importante e ha fatto un nome, il topo. Allora, noi siamo in un paese, anche nel nostro territorio qui nel Veneto, dove nelle campagne, anche nelle abitazioni un po' diciamo degradate, ci sono questi animali e anche parecchi. È caduto il professore? Non lo vedo più. È caduto il allora, vediamo se riusciamo anche a riprenderlo. Allora, qual è il problema? Che anche i sindaci sono i responsabili della salute dei propri cittadini. Allora, chiedo al sindaco Battistella, dopo aver sentito il professor Pregliasco, non è il caso che iniziamo a fare prevenzione molto più di quella che facciamo? Perché noi riusciamo sempre a dire dopo, facciamo dopo che è successo il caso. Cioè il problema dei topi, che l'ha spiegato molto bene il professor Pregliasco, ce l'abbiamo in casa, è vero che ci fa una deratizzazione anche importante, ma secondo lei, sindaco Battistella, è abbastanza dopo quello che ha sentito e che vede sarà il caso di aumentare l'attenzione su questo problema? Allora, sicuramente come amministrazioni, e parlo penso in generale anche per i miei colleghi, i piani di deratizzazione sulle aree pubbliche sono praticamente sempre rinnovate, attuate e investiamo sicuramente dei denari pubblici per far sì che vengano effettuate, perché sappiamo la pericolosità di questo animale. Ovvio che però ci sono a volte dei casi, soprattutto su aree private, che come amministrazione a volte facciamo fatica ad intervenire puntualmente, perché anche se segnalate e denunciate agli organi competenti, prima di mettere in atto e di riuscire ad entrare in certe aree, la situazione rischia già di essere andata avanti e portare, come posso dire, dei problemi che poi andiamo a vedere, perché queste problematiche, se andiamo a vedere sulle nostre aree, ci sono tanti problemi, magari abbiamo l'erba alta o tante altre cose, però fondamentalmente di questi problemi sono relativi. Dove vediamo lo sviluppo di queste aree su aree abbandonate private, diciamo, e là bisognerebbe intervenire e che noi sindaci avessimo una maggiore potere, ma soprattutto una celerità in questo potere, perché dal momento in cui ci viene fatta la denuncia, che riusciamo ad intervenire e a fare, perché dopo non sempre abbiamo noi la possibilità di essere diretti ad intervenire, passa del tempo e magari succedono delle cose spiacevoli. Professor Pregliasco, non so se ha sentito quello che ha detto il sindaco Alberto Battistella. Ecco, noi abbiamo un grande problema, professor Pregliasco, noi stiamo combattendo i tumori, abbiamo fatto dei passi avanti da gigante, perché veramente dobbiamo dirlo, però abbiamo il problema dei virus e dei batteri. Ecco, questo è un problema molto grande, ecco, io veramente lo dico perché ho un medico che è biologo, un marito che è biologo, e lui dice sempre c'è un'incognita che sono i virus e i batteri, dobbiamo stare molto in allerta. È d'accordo, professore? Assolutamente sì, e sono d'accordo, appunto, scusate che si è sconnessa la telecamera, ma il sindaco diceva un elemento giusto, cioè al di là di questo antivirus che riusciremo, credo, a eliminare, la situazione della presenza di topi in Italia e non solo nel mondo è un problema. È un problema perché questi animali
al di là di questo virus che è specifico di un contesto che non è il nostro, trasmettono diverse patologie, la leptospirosi che costringe la vaccinazione dei nostri cani di compagnia, la tularemia, quello che è la salmonellosi, quindi è un segno di degrado. E quindi davvero mi rendo conto, e lo descriveva bene, la difficoltà dei sindaci di intervenire in modo sistematico in quegli spazi privati dove può esserci disattenzione o comunque non considerazione del rischio, e quindi lo sforzo dei comuni è importante proprio per tutte le attività di derattizzazione. Quindi l'occasione triste visto che ci sono stati morti, ci sono dei casi e può darsi che anche qualche altro caso in questa fase di incubazione in qualche modo ce li farà vedere, ci faccia ricordare come cittadini, no, l'importanza dell'igiene dell'ambiente, dell'igiene delle nostre case, delle nostre cantine, e adottare sistemi di pulizia che non aumentino il rischio. Per esempio il lavaggio delle cantine, cioè la pulizia delle cantine deve essere fatta utilizzando acqua in modo che non si sollevi la polvere, perché se questa polvere è contaminata da batteri, non dall'antivirus, perché ribadisco in Italia non ce l'abbiamo e presumo non ce l'avremo come rischio di diffusione da parte dei topi, però appunto di tutte le altre patologie. Poi speriamo appunto che questo episodio rimanga circoscritto proprio grazie a questa non grande capacità del virus poi di trasmettersi uomo-uomo, anche se purtroppo quando capita la malattia diventa un problema, perché ha una mortalità del 20, 30, 40% secondo le casistiche. C'è di buono che questo virus rispetto al Covid noi lo conosciamo, appunto, abbiamo dei test specifici, anche se ad oggi non c'è una terapia autorizzata particolare antivirale e non ci sono vaccini, però i nuovi sistemi, l'interesse che potrebbe nascere sempre da questo episodio sta facendo iniziare un percorso di creazione di un vaccino attraverso la piattaforma mRNA, però non penso che ci sia nemmeno l'idea di vaccinare tutte le persone contro questo virus. Al limite potrà servire per gli ornitologi, per gli addetti alle discariche diciamo così più ampie, come purtroppo capita in Argentina, dove il livello igienico complessivo della nazione non è elevato e dove questi topi stanno crescendo in modo veramente esagerato. Quindi l'azione fondamentale è quella che i nostri comuni, i nostri sindaci, insomma la nostra comunità e le nostre istituzioni controllino questa diffusione, perché la convivenza con questi roditori diciamo, è impossibile da evitare, però si può governare limitando tutti i rischi, dall'antivirus alla leptospirosi alla salmonella e altri. Molto chiaro. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Buongiorno, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto il professor Vegliasco e le dico una roba. Caro professor, negli anni 50, quando che c'era poliomielite, era fatta una strage in Italia. Va bene, noi venivamo anche fuori da casa i genitori perché si vergognava, i fiori storti, i varicolari pieni e basta. Voi altri, con i vostri studi, poliomielite sta debeata, in 30 anni abbiamo debeata. È una cosa che si poteva parlare. Voi altri facete il vostro mestiere, ma noi facciamo per voi altri. Io faccio per noi altri, perché mi dà da capire che aiuti la povera gente a guarire. E io non capisco sotto il discorso dei Novax, che roba che qua. Chi che non le crede, faccia del manco di curarsi, quando chi che mai va in Francia a farsi curare, perché in Italia si arrangia. Perché ci siamo io dare troppo spazio alla gente che non sa di cosa che parla, va bene, perché se non ti conosci è il problema solo per sentito dire quello che ti dice gli altri. Ma dove siamo arrivati? Una persona come io che va in cerca di salvare vite e che critica, è impossibile. Neanche un ladro non si sa amare le parole come voi altri. Ma in che mondo viviamo? Mica abbastanza, che non ho visto di tutti i colori. Ma una volta i dottori che
idea il medici di famiglia, idea bastava che te dicesse, che te guardasse, cosa ti dà? Ti dà mangiare, ti dà bevuto, ti dà fumare, perché te vedeva. È una parola del tuo medico curante di famiglia e ti rassicurava, non correva dal pronto soccorso del quale idea. Adesso mi pare che siamo tutti i professori, tutti li insegna, alza che insegna chi che sa le robe. Un mestiere a volta bisogna fare, non 4. Grazie Rinaldo. Grazie, sei stato chiaro, hai fatto le tue riflessioni. Sindaco, però è stato molto chiaro il professor Pregliasco, è quello che diciamo ogni mattina. Purtroppo appunto quello che soprattutto è successo durante il Covid ci ha un po' diviso, cioè la comunità, le sofferenze che tutti abbiamo subito di salute, la necessità che io ritengo c'era a quell'epoca di una vaccinazione obbligatoria, il Green Pass, il lockdown, ha ovviamente creato tante discussioni e ancora oggi ci sono cittadini che sono arrabbiati anche con me. Io mi sono ritrovato a subire una sassaiola piuttosto che insulti, piuttosto che denunce, e quindi ringrazio Rinaldo per questa, diciamo, evidenza di sostegno per chi svolge un lavoro non facile, per chi vuole fare comunicazione nella speranza di dare, tra virgolette, una mano ai cittadini per affrontare i problemi. Quindi vede, professor Pregliasco, il problema grande è, io ne so qualcosa perché adesso appunto che si cerca di parlare di immigrazione, di trovare anche delle soluzioni tutti assieme. Ecco, è un caos infernale perché vieni tacciata di tutto e di più solo perché cerchi di far capire che è un problema che riguarda tutti, che non riguarda solo gli immigrati, ma riguarda tutti noi, perché il futuro, ecco, è nostro, però chi ci curerà, chi lavorerà nelle nostre, però non riusciamo a capirle perché una parte di ignoranza regna sovrana e quando parli con un ignorante il discorso è molto duro perché non c'è niente da fare, non si riesce a far capire l'importanza, ecco, della scienza, della ricerca, che sono fondamentali. Giustamente Rinaldo ha detto quando uno sta male dove va? Va dal medico, non va dal fruttivendolo, dal macellaio, va da una persona competente e cerca di risolvere il problema. Però purtroppo funziona così, c'è stata una campagna diffamatoria nei vostri confronti da parte di queste persone, come ha detto Rinaldo, ecco, però la maggioranza ha capito l'importanza della vaccinazione e questo è molto importante, professore. Ecco, quello è, dobbiamo puntare. Sindaco, cosa vuole dire lei dopo aver sentito il professor Pregliasco? Perché anche i nostri politici devono capire che i sindaci sono in prima linea, sono quelli che hanno le patate bollenti più veramente, ma che scottano tanto, sono quelli meno pagati, che hanno meno risorse. Eppure l'ha detto anche il professor Pregliasco, l'importanza dell'igiene, perché è salute pubblica alla fine, e poi gli passano il pallino, siete voi responsabili della salute pubblica, non è l'onorevole, ecco, avete capito come funziona. Sindaco, cosa vuole dire? Su questo tema si apre veramente un mondo, perché le persone che sono in prima linea come il professore, che studiano e offrono delle soluzioni, come magari noi sindaci che abbiamo i problemi e cerchiamo delle soluzioni, siamo sempre soggetti a delle critiche. Perché? Perché quelle soluzioni, per quanto studiate, per quanto ottime possano essere, si offrono il fianco sempre a chi non è d'accordo. Ma tante volte queste persone che non sono d'accordo hanno troppo spazio a fare queste critiche e, come diceva Rinaldo, si dà troppa importanza a questi che criticano e cercano di distruggere il lavoro degli altri e non si dà spazio invece a quelle persone che tranquillamente accettano e ti danno sostegno solo perché magari non vengono evidenziate queste loro priorità. Come spesso succede, la famosa frase, fa molto più rumore l'albero che cade che tutti gli altri che crescono e ti danno sostegno. Fortunatamente anche nel mio comune, ma sento anche tanti altri colleghi, abbiamo anche tantissimi cittadini che si comportano correttamente, che ti danno soddisfazione e che apprezzano il lavoro fatto.
Purtroppo però succede tantissime volte che altri che sono contrari hanno troppo spazio, soprattutto sui social ed altro, e che criticano facendo pensare che chi si sta adoperando per fare qualcosa in realtà non sta facendo niente. In realtà se uno sta fermo, come è spesso quello che succede, non sbaglia mai. Io non sono qua a dire che come sindaco e come sindaci non sbagliamo mai, però è errato rimanere fermi, vedere un problema e non fare niente per risolverlo. La prima cosa è agire, cercare di agire in modo corretto, cercando di guardare a 360 gradi, ma rimanere fermi è sicuramente la cosa peggiore da fare in questi casi. Più chiaro di così. Paola da Campo San Piero, vai Paola. Ciao Mirella. Ciao. Buongiorno anche ai tuoi ospiti. Se può essere utile, di quello che mi ricordo, un topolino piccolo, quello delle granaglie, chiamato topolino delle granaglie, non è pericoloso perché ha pochi germi, e se ti appunto i gatti vicino che provvede. E invece come si chiama, il Norvegicus, che è il topo che noi chiamiamo toppegana in dialetto, è un, appunto come diceva prima il virologo, un vettore della malattia. Vettore, sì, scusi, vettore. E sono animali molto intelligenti. Sono animali molto intelligenti perché se vedono uno, siccome vanno sempre tutti insieme, se vedono uno prima che mangia, poi loro non mangiano più, non è che proseguono a mangiare, per cui i bocconi che preparano devono essere bocconi, non so che tipo, perché non mi è mai successo di farli, persone specializzate insomma in questo. Ecco, si può essere utile. Grazie Paola, sei stata molto chiara. Professor Pregliasco, un'altra cosa è l'igiene. Ecco, io non so cosa ne pensa lei oppure cosa ha provato nel momento che si è trovato questo macello con questa carne avariata che andava anche nelle crociere, ecco, condite anche molto famose, e poi si cala il sipario e non si sente più niente, non si sa più niente. E io come cittadina sono indignata perché io voglio essere sicura, almeno cerco di essere sicura su quello che mangio, perciò la prima cosa è dire guarda l'etichetta. Sì, ma se questo mi cambia l'etichetta e mi mette un'etichetta recente mentre la carne era del 2018, faccio per dire, professor Pregliasco, non le sembra che l'igiene e soprattutto la sicurezza del cibo dovrebbe essere il primo, ma proprio la prima attenzione che dovrebbe mettere il Ministero della Sanità e la politica, perché è salute pubblica alla fine? Assolutamente, l'igiene degli alimenti è il punto cardine perché potenzialmente ci colpisce tutti, e le problematiche collegate alle tossinfezioni alimentari, alle infezioni alimentari ci sono frequentissime, magari in alcuni casi non vengono segnalate perché rimangono circoscritte nel contesto familiare o gli effetti di salute non sono pesanti, ma in alcuni casi diventano, come dire, debordanti. E l'impegno c'è, una serie di normative sono state attuate da diversi anni sulla base di disposizioni europee che responsabilizzano i gestori di qualsiasi attività di ristorazione, dal bar, dal ristorante, dal chiosco sull'angolo di una strada, e con responsabilità penali dei singoli, perché i controlli sull'igiene, sulla qualità dei prodotti vengono fatti dalle ASL, però è impossibile andare in tutti i bar, in tutti i ristoranti, in tutti i supermercati. E quindi gli elementi adesso di controllo che vengono fatti sono sulle
dichiarazioni sulle attività, sui manuali di igiene, sull'applicazione di questi manuali di sanificazione da parte dei gestori, e quindi gli aspetti di controllo sono semplificati. È chiaro che se ci sono dei delinquenti che manipolano in modo, come dire, verosimile le etichette, e veramente diventa difficile, anzi meno male che c'è stata la capacità degli organi dei NAS, sicuramente delle ASL, di arrivare a questi delinquenti, perché davvero è un rischio per la salute, per fare pochi soldi alla faccia dei cittadini. Grazie professore. Abbiamo Giorgio da Signoressa, provincia di Treviso. Vai Giorgio. Salve, ciao Fiorella. Prego. Ascolta, io volevo fare una domanda a te perché non so chi parla, quindi te la rivolgo a te, dopo spero che tu gliela passi a chi di dovere. Parlando di immigrati, io una volta sono stato su un campeggio a Cesena e ho visto che una parte del campeggio era c'era tutta una riga di tipo chalet di legno adibiti solo esclusivamente a coloro che lavorano sui campi, agli immigrati che lavorano sui campi. Cioè c'era la corrieretta che partiva da questo campeggio, andava a portare gli immigrati sui campi, lavoravano e poi li riportavano indietro a turni vari. Era una cosa meravigliosa. Ora io chiedo, possibile che gli imprenditori trevisani hanno bisogno di personale, hanno bisogno di manodopera, vogliono prendere i soldi, la manodopera che gliela paga lo Stato? Possibile che prendetevi l'onere di tenere sti extracomunitari presso la vostra azienda, visto che non sapete, se li mettete al da negro dopo non sanno come arrivare al lavoro perché è troppo distante, da mangiare non si sa dove farli mangiare. Allora io dico, non so, dare la possibilità a questi imprenditori che gli mettono dei chalet, delle baracchette, delle case mobili, non so io cosa dire, nell'azienda, e finché questo extracomunitario lavora per l'azienda, che viva là, in modo che è sul posto di lavoro, ha la sua autonomia. Io penso che sia una cosa fattibile, ma non è che gli imprenditori veneti vogliano che lo Stato gli pagano il personale, gli pagano i contributi, gli pagano tutto e non mettono niente. Io penso che sia una cosa risolvibile e così li togliamo via dal Negro, li togliamo via dalla Piani, ecco tutto qua. Io chiedo a te se hai una risposta a questo, grazie. Come ti voglio bene Giorgio, ti voglio tanto bene. Allora Giorgio, l'hai detto semplicemente, basta volere fare le cose. Non so se hai sentito quando io ho citato il villaggio che hanno fatto per le Olimpiadi a Cortina, che potevano benissimo spostarlo, fare delle cordate e cercare di usufruirlo, ecco, in un momento dove veramente il problema a casa è un problema che riguarda tutti e non ci sono soluzioni. Vedi Giorgio, il problema l'hai detto tu, bisogna vedere dove vogliono parare. Io cito sempre l'esempio dei grandi industriali di una volta, con la quinta elementare, che sono diventati i grandi industriali nel mondo, che la prima cosa che facevano era la casa vicino alla fabbrica. Questa è la verità. Quando io ho avuto questo imprenditore, diversamente giovane, pochi giorni fa, seduto dove era seduto il sindaco Battistella, quando ho chiesto a questo uomo, mi dice la differenza tra gli industriali di una volta, quando c'era lei, gli industriali di adesso? La risposta è stata semplicissima, Giorgio. Lui adesso ha detto, gli industriali di adesso sono dei finanzieri, giocano in borsa. Ecco qua, questo è quello che ho sentito e quello che vorrei che qualcuno iniziasse a fare. So che in Friuli, Venezia Giulia stanno facendo delle cordate, stanno acquistando dei stabili molto importanti proprio per dare la possibilità. Il problema è se qualcuno anche qua nel Trevigiano, visto la forza di manodopera che abbiamo, lei ne sa qualcosa, vero sindaco? E ha ragione Giorgio, perché si può fare, il problema è vedere dove vuoi investire. Dove si vuole investire. Io dico sempre qualche yacht in meno, magari qualche palazzo in meno e magari qualche casa in più per l'operaio, che è quello che tiene in piedi la fabbrica. Cosa dice il sindaco Battistella?
Sicuramente, come su tutte le cose, parlando appunto di impresa, parlando di imprenditori e parlando di dipendenti, bisogna espletare bene qual è il problema, perché un imprenditore che guarda avanti sa che la sanità, tra virgolette, della sua impresa è quella di avere dei dipendenti produttivi che siano contenti e che lavorino efficientemente. Ovvio che se io ho una forza lavoro dove che ha il problema della casa, ha il problema del medico, ha il problema che non sanno dove andare a dormire la sera, al mattino quando mi tornano a lavorare non sono produttivi, quindi al di là di essere più o meno brava gente, che dovrebbe essere la cosa principale, se sono un bravo imprenditore cercherò di mettere i miei dipendenti nella condizione di e poi non sono tutti, sì, qualcuno che ha bisogno alla anche fine. Perché magari sono determinati settori che hanno bisogno di un certo tipo di manodopera e che questa manodopera ha il problema della casa, quindi se io voglio investire nella mia impresa la prima cosa è dire ok, metto i miei dipendenti nella condizione di avere almeno un tetto, perché è inutile che metta fuori il cartello cerco lavoro se poi alle persone che arrivano mi dicono sì, io sarei anche disposto a lavorare ma non so dove dormire, non so cosa fare. È ovvio che non troverà mai nessuno. Il problema della mobilità, poi oltretutto. Come venire a lavorare e tutta una serie di cose. Io sono convinto che se un imprenditore ha bisogno di lavoratori e li mette nella condizione di avere questo tipo di risolvere questi problemi, quell'imprenditore non avrà mai problemi con la manodopera. Viceversa, se uno, come diceva il nostro ascoltatore, pretende solamente la manodopera ma poi il resto si devono arrangiare, quell'imprenditore resterà inevitabilmente senza forza lavoro, perché altrimenti l'unica soluzione è portare via agli altri imprenditori i lavoratori, ma qua si innesca un altro problema che con quello non risolve mai niente. Gabriella da Mogliano, vai Gabriella. Buongiorno Mirella, grazie di tutto. Volevo dirle sul discorso del mangiare e della roba da mangiare, se non c'è il buon senso, non si fa niente, sarà perché io ho lavorato su una gelateria e anche sulla gelateria se non metti roba buona neanche il gelato non fa bene, come tutte le cose, se non c'è il buon senso non si fa niente. Buona giornata e grazie. Grazie cara Gabriella, grazie. Professor Pregliasco, recentemente abbiamo sentito nei mass media che c'è questo problema della plastica, che trovano della plastica anche in maniera molto, molto alta nei cervelli. E mi sembra che anche qua qualcuno si dimentichi di parlarne, di dire veramente cosa sta succedendo. È vero quello che si sente, bisogna prenderlo con le pinze, oppure veramente anche la plastica diventa un problema per la salute pubblica? Assolutamente, è un aspetto che però necessita ulteriori sviluppi scientifici. Le plastiche, in particolare le cosiddette microplastiche, cioè la dispersione dei prodotti che noi usiamo in enorme quantità, dalle bottigliette dell'acqua, ai piatti e a tantissime cose anche molto utili per la salute, perché dispositivi medici in plastica ci sono e sono determinanti per molte patologie, però c'è una dispersione ambientale che li ha fatti arrivare anche in tutte le matrici ambientali del mondo. E gli studi sui guai che questa, come dire, diffusione, penetrazione insensibile e non evidente si stanno accumulando, e anche qui non è ancora completamente chiaro quali sono gli effetti cancerogeni, teratogeni, insomma, che presumiamo e temiamo ci siano, e tutto questo è una questione da approfondire e però da finanziare, e come sempre è un problema che nessuno vuole affrontare in modo concreto, anche se ci sono dei colleghi, io non sono un esperto di questo, che stanno facendo un buon lavoro e i primi risultati emergono. Grazie professore. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Professor Terrasco, volevo chiedere una cosa. Di questi bambini del bosco, perché chiamano così, avendoli già rovinato la vita, dottor Terrasco, perché col cambiamento della loro quotidianità, ma chi prende in mano adesso la situazione di questi bambini? Bastava solo che le avessero trovato un appartamento,
mandarli a scuola, vaccinazioni e tutte quelle cose che dovrebbero fare. Ma quelli lì sono già morti, quei bambini là, lasciandoli senza genitori che gridano, che ho sentito un giorno che gridavano, la mamma le diceva basta, ma Giusy, guarda che il professor Pregliasco è un virologo, se poi vuole fare un commento personale, Giusy è un virologo, però se vuole il professore, scusa Giusy, ma dobbiamo anche dirlo perché dopo se il professore vuole aggiungere qualcosa a questa famiglia nel non bosco. Non sono esperto, qui la mia opinione solo da cittadino e da una situazione che è tristemente debordata sui media, con addirittura uno scontro tra virgolette politico, no? Che peggiora le cose e giustamente anche l'ascoltatrice lo diceva, chi ne sta facendo le spese alla fine sono questi bambini che sballottati in vario modo. Per quello che vedo, ma questa è una mia opinione solo personale, i due genitori sono veramente un po' estremi nelle loro idee e trascinano nelle loro idee anche questi ragazzi. Io sono convinto che la scuola pubblica sia un elemento fondamentale per la condivisione della vita da parte dei bambini, cioè al di là della qualità magari da mettere in discussione sulla qualità degli studi, però vivere insieme agli altri è elemento fondamentale per la crescita. Questa, tra le tante decisioni di questi genitori di non mandarli a scuola, di non vaccinarli, di tenerli in questo mondo dorato del verde, mi sembra una cosa un po' così, un po' estrema, ecco. Però purtroppo si è inserito tutta la problematica dell'assistenza sociale pubblica e le sue difficoltà e purtroppo, come sempre, tristemente, professionisti vengono massacrati rispetto a un'attività da svolgere. Quindi lo dico da cittadino, ma come ogni cittadino dovremmo conoscere meglio le carte, i documenti, le relazioni che stanno dietro a un lavoro che non è facile, perché i servizi sociali in generale hanno veramente un carico di lavoro spaventoso per tutte le sofferenze che ci sono, no? Nei contesti sociali. Lo vedo anche in ospedale, cioè il nostro servizio sociale rispetto anche al passato è impegnatissimo, perché ci sono anziani che sono soli, che dopo il ricovero in ospedale, che magari è un momento anche di recupero, no? Di qualità della vita, anche di umore, poi non sappiamo dove poterli collocare, no? E questo succede per gli anziani, succede per i bimbi, succede per le famiglie. Allora, Sindaco, vuole aggiungere qualcosa? Ecco, lei è il Sindaco, il problema è che il primo problema è nato proprio là. Se il casolare non era abitabile, questa famiglia non doveva entrare su quel casolare, punto. Noi non possiamo farlo perché se non abbiamo l'abitabilità tu nella casa non entri. Escono i vigili, esce di tutto e di più. Allora, il caso si è voluto creare a questo punto, perché se tu non fai rispettare le regole a tutti, ecco, questi sono anche stranieri che arrivano e si fanno le proprie regole e questo non può funzionare. È là che è nato il grande problema. Ma sicuramente. Soprattutto poi a quello che si sente, il sindaco aveva dato un alloggio a questa famiglia, un appartamento, e loro non ne hanno saputo di voler rimanere là. Allora, sindaco, lei che idea si è fatta? Perché è un caso veramente che ha sollevato Giusy parlando al virologo, ma penso che il sindaco forse riesca anche esprimere meglio anche il disagio, anche voi che avete provato quando avete sentito che questi se ne infischiavano di tutti e volevano fare quello che volevano e vivere come volevano, sì, anche nel bene e nel male, per carità. Sicuramente questo è stato un caso che ha avuto un clamore nazionale, ma come diceva giustamente il professore, in questi casi l'assistenza sociale dei vari comuni devono entrare e riportare l'ordine quando però viene evidenziato che c'è il problema. Ma come questo caso che ha fatto tanta notizia, ci sono tantissimi casi che ogni giorno noi sindaci dobbiamo affrontare, perché
Questo, come dicevo, ha fatto clamore, ma quante volte dobbiamo intervenire in situazioni non da gente che vive nel bosco, ma in situazioni cagionevoli, in case precarie, in case che magari sono anche... Campi nomadi, vabbè, per fortuna non ne abbiamo, però per fortuna sindaco. Parlo per il mio comune, ma dove ci sono so che ci sono situazioni veramente estreme, ma mi limito a pensare a quelle situazioni, a quelle famiglie che vivono o per scelta in situazioni, e torniamo al discorso della pulizia, proprio disagiate, e quindi se entriamo con i nostri assistenti sociali in certe case, in certe famiglie, dobbiamo intervenire. In alcuni casi siamo stati anche costretti a far sì che i bambini vengano per un periodo allontanati e portati in ambienti più tranquilli, diciamo così, e queste situazioni non le viviamo tutti i giorni, perché purtroppo casi estremi non da prima pagina ne abbiamo anche noi, e quindi anche perché diventa un problema, perché ci sono dei costi enormi perché, esatto, perché poi quando diciamo cosa costa anche mettere un bambino in casa famiglia? No, perché dobbiamo anche capire i costi che abbiamo. No, ma dipende casi a casi, perché abbiamo sulle case famiglie costano relativamente poco, perché fondamentalmente abbiamo quasi dei volontari che dando loro il contributo per la vita normale nella struttura familiare possono riaccostare, adesso dico al un giorno. po', ma vabbè, quei 50 euro al giorno tranquillamente, ma se vanno a finire in strutture diverse dalle case famiglie che, ripeto, hanno già un ambiente tutelato e la famiglia è già strutturata e ha bisogno quindi delle spese vive, ma se vanno in strutture tipo orfanatrofi, li chiamo così, ma in realtà ha un altro nome che adesso mi sfugge, là un bambino che abbiamo inviato noi come struttura ci costa dei 30-40 mila euro all'anno, quindi diventa anche un onere. Somma questi più i 50 euro agli altri, alla fine sono dei costi. A un certo punto sulle nostre casse comunali pesano queste situazioni. Maria da Mestre, vai Maria. Maria? Pronto? Io volevo solo protestare perché non ci dormo più per quei 3 bambini nella casa del bosco. Perché è impossibile che voi li abbiate allontanati anche se non erano delle idee di dare le istruzioni. Ha capito? E quindi è una vergogna. Dateli i bambini, dateli una casa, dateli quello che vuoi, ma i bambini devono ritornare dai propri genitori. Questo è un pensiero che lo facciamo in tanti, perché ci fate soffrire anche noi da casa. Grazie. Grazie a te Maria. Beh, noi non abbiamo fatto niente Maria, il problema è un problema grande. Ecco, io penso che qualcuno prima o poi lo dovrà risolvere, che è il problema della famiglia, investire sulla famiglia, non nel singolo. Il problema è che se questi genitori non vogliono saperne di stare a determinate regole, là è tutto il dramma, esatto, poi perché il bambino non si può difendere, cioè è inutile da dire. Allora andiamo a vedere invece questa class action dei PFAS, andiamo a sentire. $40.000 adesioni raccolte in poche settimane per quella che si annuncia come una maxi causa civile sul disastro PFAS in Veneto. Lo studio legale Delex, specializzato in azioni collettive risarcitorie, prepara infatti una class action contro Mitsubishi e ICG, società coinvolte nella vicenda dell'ex Miteni di Trissino. L'iniziativa arriva dopo la sentenza della Corte d'Assise di Vicenza che, nel giugno dell'anno scorso, ha condannato alcuni dirigenti per inquinamento provocato dalle sostanze perfluoroalchiliche finite nelle falde acquifere di Verona, Vicenza e Padova. Sono coinvolte 350.000 persone per un disastro ambientale che ha dunque ricevuto
ricevuto la prima sanzione penale. Un procedimento che ha segnato una svolta giudiziaria a uno dei più gravi casi di contaminazione ambientale in Europa, visto che sono coinvolte 350.000 persone. Secondo i promotori dell'azione civile, il potenziale valore della richiesta del risarcimento potrebbe raggiungere i 2 miliardi di euro. L'obiettivo è ottenere un indennizzo per i danni sanitari, ambientali ed economici subiti da cittadini e territori colpiti dall'inquinamento. La raccolta delle adesioni si è chiusa con numeri imponenti, sostenuta anche da un fondo americano specializzato nel finanziamento dei contenziosi. Un ulteriore capitolo giudiziario che si apre mentre resta alta l'attenzione sulle conseguenze delle emergenze PFAS in Veneto, visto che comunque la Procura della Repubblica di Vicenza sta eseguendo ulteriori indagini sulle presunte responsabilità, anche ad esempio nella vicenda delle gallerie della Pedemontana. Professor Pregliasco, che idea si è fatto su queste mamme, su questi genitori che cercano di trovare una soluzione a questo problema grande che sono i PFAS? Prego, professore. In effetti non sono esperto, è solo un'opinione da cittadino, insomma. Quindi credo che sia importante un'indagine epidemiologica, uno studio, però non mi sento di dare un parere. Ma secondo lei è un problema che dovrebbe essere sollevato dai cittadini, dalle persone, o dovrebbe essere un problema da Ministro della Sanità? Perché noi continuiamo ad avere questa acqua che è inquinata, dove vengono irrigati gli orti, dove mangiamo questi prodotti, e la zona rossa si sta allargando sempre di più anche qua nel nostro territorio. Vedo che il sindaco acconsente. Ecco, il mio problema non è quanto come esperto in questo tema, ma proprio come salute pubblica. Cos'è la salute pubblica allora per il popolo italiano e per la politica? A questo punto non riusciamo mica più a capire. I dati sono dati, perché non si può dire che non si hanno i dati. Lei ha parlato prima della plastica, adesso abbiamo l'inquinamento, la carne, cioè dopo 1+1, cioè il cittadino comincia a fare i conti e dire: ma allora non mangiare carne, non mangiare pesce, non mangiare verdure, cioè tutto inquinato. Prego, professore. Allora, di sicuro all'interno le istituzioni hanno una serie di strutture, le agenzie regionali sulla qualità dell'ambiente, i NAS stessi come forza di controllo e di verifica e di individuazione di problematiche di sanità, le stesse ASL, USL secondo poi delle regioni. Quindi diciamo che strumenti e competenze e responsabilità ci sono. Io credo che i cittadini giustamente devono rilanciare questa preoccupazione e avere delle risposte, questo sicuramente, quindi impegnare in qualche modo le istituzioni, perché ci sono esperti competenti e comunque come sempre c'è una necessità di studi, di approfondimento e di valutazione che a volte non sono sempre così facili. Avete sentito cosa ha detto il professor Pregliasco? Pubblicità. Professor Pregliasco, io vorrei ritornare anche a parlare di virus con lei e soprattutto questo piano epidemiologico, quanto importante è, soprattutto su questi tavoli, quando lei ha fatto parte del Ministero della Salute Pubblica, l'abbiamo ai massimi livelli, ma quanto importante è la concentrazione su quello che ha bisogno il Paese, soprattutto su quanto salute pubblica, e quello veramente che non si riesce a far capire, che è l'investimento per avere la sicurezza, perché alla fine è un problema solo di soldi, dobbiamo pur parlarne, perché se voi volete combattere avete bisogno di investimenti. Prego. Allora, è il problema più generale della prevenzione su tutti i fronti. Mi viene in mente anche la prevenzione antincendio, no?
è vissuta come un sovraccosto, e no, il sindaco lo potrà confermare, no, perché è un impegno non da poco che va visto sistematicamente in tutte le abitazioni pubbliche e private, e però non viene vissuto nei momenti di pace, no, nei momenti in cui non c'è problema e non scoppia l'incendio, dove poi, no, nella situazione d'emergenza si piangono magari per morti e si arriva a contestazioni legali tristissime per i responsabili. Ma questo come problematica così. Ed è la stessa cosa sulla prevenzione nell'ambito della salute. Non fa notizia, no? Le questioni riguardanti lo stile di vita, l'alimentazione, il fumo, l'attività fisica, le vaccinazioni, no? Sono cose che si fanno mentre si è sani, non è facile continuare ad adottarle e sono meno eclatanti sul versante della sanità invece rispetto all'azione terapeutica quando c'è la malattia, e spesso questa malattia arriva, ci costa al Servizio Sanitario Nazionale, costa come sofferenza al paziente, e si sarebbe potuto evitare attraverso un comportamento dei singoli, ma anche un comportamento dell'ambiente, del contesto sociale, di facilitazione e di aspetto di approfondimento da parte dei singoli. Effettivamente io insegno e dirigo la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, che è proprio quella dei medici specialisti in questa parte dell'attività medica, e siamo un po' in una nicchia, anche in termini di numero di colleghi, siamo in pochi perché è una professione vista dai medici come dire, secondaria rispetto a essere neurochirurgo o oculista, meglio ancora, dermatologo, eccetera, che fa una vita più serena e molto più, come dire, economicamente vantaggiosa. Però la funzione della prevenzione è un qualcosa che va instillato, va praticato, no? Addirittura, cioè, anche il nostro ambiente, lo stile di vita, il fatto di usare la bicicletta o poter fare l'attività fisica è anche collegato alla struttura, agli spazi e alla città in cui viviamo, no? Cosa che non è facile, no? Sempre il sindaco che con noi oggi potrà dirlo, no? Delle difficoltà di protesizzare la città per renderla più sana e facilitare comportamenti sani. Quindi è una scommessa, purtroppo è insito un po' nell'uomo, no? Questa voglia di non pensare ai problemi quando questi non sono un'emergenza, e lo vedo nell'adesione per esempio ai vaccini, è proprio l'esempio direi principale, no? Se io ho mal di testa ingurgito qualsiasi farmaco che ho sotto mano senza guardare il bugiardino e quindi non considerando gli eventi avversi che un qualsiasi farmaco, anche l'aspirina, può determinare, perché ho un problema, il mal di testa, il mal di denti o peggio ancora altro. Il vaccino invece è un qualcosa da fare mentre si è sani, mentre si ha una valutazione magari della malattia da cui il vaccino protegge, magari non è così grave, o comunque pensare ma tanto a me non capita e quindi perché mai devo vaccinarmi, e poi pensare in modo eccessivo, no? L'esempio del Covid, ma anche il vaccino contro un morbillo ha subito le stesse cose, chissà che cosa mi capiterà, e quindi una sfiducia anche nella ricerca scientifica e nella scienza. Quindi questa è un po' la scommessa del futuro, visto che comunque sia in Italia e in Europa abbiamo una speranza di vita veramente notevole comunque, perché siamo a 84-85 anni di speranza di vita per un nato oggi, e sono valori che tra l'altro come Italia sono superiori ad altre nazioni, però purtroppo spesso questi anni di vita non sono veri anni di vita, cioè di malattie cronico-degenerative, di danni psicologici, neurologici, che anche qui in quota parte potrebbero essere preservati se facciamo singoli noi, ma anche le istituzioni ci facilitano nell'adozione di stili di vita adeguati.
Senta, professor Pregliasco, quello che delle volte si sente è: ero in ospedale, ho avuto un'operazione e ho preso un batterio, un virus, nessuno sa delle volte neanche spiegare cos'è la differenza. Ma non le sembra che in questi ospedali dovrebbe di rigore esserci la massima sicurezza? Ad esempio il problema delle mascherine e del lavaggio delle mani. Allora ci sono ospedali che adottano dei sistemi, altri ospedali che ne adottano altro, ma l'igiene e la profilassi non dovrebbe essere di rigore in tutti gli ospedali e valere per tutto. Io sono dell'idea che in ospedale, mi scusi professor Pregliasco, dovrebbe usare la mascherina, specialmente ecco, perché c'è un afflusso di persone. Delle volte io l'ho detto anche a qualche direttore generale, ho detto guarda che è impossibile, ecco, andare in questo reparto e trovarsi in queste condizioni. Allora, cos'è la regola dell'igiene e profilassi per cercare anche di combattere, perché quando ti prendi un batterio mica così semplice, che non è un virus, è tutta un'altra cosa, ma ancora non si sa, perché non lo spiega mica nessuno, devi andare dal medico di famiglia e dire scusa, cos'è questa cosa? Anche l'informazione, quanto importante è, professor Pregliasco? Allora, in ogni ospedale c'è una grande attenzione, o comunque è uno delle problematiche dell'ospedale, e purtroppo è importante anche raccontare ai pazienti, ai cittadini, che non riusciamo ad azzerare queste infezioni correlate all'assistenza, perché sono sempre state un problema. Nel passato, se ci ricordiamo Manzoni, insomma, no? Quando c'erano i lazzaretti era bene non finirci dentro, perché se non si era malati ci si ammalava. Ora non siamo ovviamente in quelle condizioni estreme legate all'ignoranza dell'epoca rispetto alla trasmissione dei batteri e dei virus, ma oggi abbiamo comunque una serie di rischi che non si riescono ad azzerare, quindi una quota di infezioni conseguenti a un ricovero dobbiamo anche come cittadini purtroppo sapere di doverle sopportare, perché abbiamo operazioni chirurgiche molto invasive, no? Pazienti, come dicevo, sempre più anziani e anche con tante comorbilità, cioè con altre patologie, e quindi molto fragili dal punto di vista della risposta immunitaria alle infezioni, e quindi più facilmente aggredibili. E abbiamo il problema che gli antibiotici cominciano a essere meno efficaci, molti di questi farmaci rispetto ai normali batteri che circolano sono diventati impermeabili, insomma c'è la cosiddetta antibiotico resistenza, che è un problema veramente enorme, che va affrontato con molti interventi di uso appropriato di questi farmaci, e quindi c'è una responsabilità sempre dei singoli di adottare le procedure, le mascherine, la disinfezione, la sterilizzazione degli strumenti, ma davvero è un qualcosa che ogni ospedale cerca di gestire. Ci sono esempi molto, molto belli di attenzioni veramente sistematiche, però purtroppo bisogna dirlo anche a chi è paziente, qualche situazione purtroppo scappa, no? Perché il caso, l'imprevisto, una disattenzione rispetto ai protocolli la dobbiamo sempre tenere un po' in conto. Grazie, veramente grazie al professor Pregliasco, Fabrizio Pregliasco, virologo, Università Studi di Milano, di essere stato con noi anche questa mattina. Pillole di saggezza, mettetele in pratica. Grazie professor Pregliasco. Sindaco, come ci saluta? Con quale messaggio? Innanzitutto ringrazio anche il professore, perché mi ha dato delle informazioni, è stato veramente preciso, e soprattutto condivido quanto ha detto nell'ultima parte per quanto riguarda la prevenzione. Lui faceva riferimento ovviamente alla parte di salute, però io posso portare questo esempio nell'ambito amministrativo, perché tantissime volte siamo diventati bravissimi, e parlo in generale in Italia, a gestire le emergenze, perché succede un disastro, in prima linea, protezione civile, siamo fenomenali, però ci siamo dimenticati di fare la parte di prevenzione, perché tanti disastri si possono evitare, soprattutto in campo, posso dire,
naturale, cioè tante alluvioni o quant'altro, vediamo che i danni sono causati da una mancata preventiva manutenzione di siti o da altre cose. Quindi la cosa principale, dovremmo investire sulla prevenzione, è che tante volte abbiamo a che fare con i nostri bilanci e quindi sei sempre costretto a rincorrere, mentre se riusciamo a fare qualcosa prima, alla lunga troveremo a avere dei grossi risparmi. Il problema però è che non siamo abbastanza bravi a fermarci e dire no, prima di fare un investimento cerchiamo di fare prevenzione. Questa sarebbe la soluzione che dovremmo, come posso dire, fare per risolvere i problemi prima che nascono, come diceva giustamente il professore, anche a livello salutare. Allora Sindaco, io prima di lasciarla volevo vedere questo servizio perché vorrei che lei portasse il nostro grande abbraccio a questa famiglia che ha perso questa creatura involontariamente. Ecco, il gioco del destino, come diceva il professor Pregliasco, non sai mai dove c'è il nemico dietro l'angolo che ti aspetta, pensi di essere al sicuro in casa e invece poi succede quello che succede. Andiamo a vedere, per portare poi il nostro saluto tramite il sindaco Battistella a questi genitori che hanno perso la loro creatura. È una cosa, c'è neanche da pensarci, perché... Voi adesso state tutti pregando, facendo il tifo per questa bambina? Beh, certo, anche questa mattina sono appena tornata dalla messa e ho pregato per lei. Il prete l'ha ricordato, certo. Le pregheremo anche adesso, sicuro. È una comunità sconvolta quella di Loria, che prega e si interroga su un incidente tanto terribile quanto assurdo, quello che ha ridotto in fin di vita una bimba di appena 18 mesi, mentre la piccola nella notte è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Padova, dove resta ricoverata in condizioni gravissime in terapia intensiva pediatrica. Il trattorino guidato dal padre che l'altra volta è stato posto sotto sequestro. C'è un telo di nylon a coprirlo, tutto intorno un silenzio fatto di shock e attesa. Di fatto un dramma familiare sul quale sono chiamati a fare piena luce i carabinieri, che già hanno sentito informalmente i genitori, 31 anni il papà, 29 la mamma. Entrambi si trovavano in giardino, con loro pare ci fossero nelle vicinanze anche altri parenti. Seppure nessuno risulti formalmente indagato, sotto la lente c'è già, e non potrebbe essere diversamente, la catena delle singole responsabilità. Si indaga con tutto il tatto e le cautele del caso per lesioni colpose. Sembra che la donna stesse giocando con la figlioletta quando il mezzo in retromarcia l'ha investita. È stato tutto un attimo, la frase detta a chi ha avuto modo di parlarle. Chi gli sta attorno dice che stanno attraversando momenti ovviamente drammatici, ovviamente hanno speranza che si risolva tutto per il meglio. Ovviamente si sentono un po' responsabili, però non saprei come dare nessuna colpa, perché sono fatalità tragiche che, per quanto tu possa stare attento a tutto, se sei sfortunato succedono, ma è proprio per questo che dobbiamo stare loro vicini ed infondergli il coraggio. L'abbraccio è collettivo, così come è diretto il messaggio a chi sta giudicando questi due giovani genitori con troppa facilità, soprattutto sui social. L'appello ai leoni da tastiera non solo è quello di non giudicare. Ma assolutamente no, cioè, io conosco personalmente la famiglia, i genitori, sono genitori, dire per bene è dire poco. Intanto si guarda all'ospedale di Padova e a ogni singolo flebile segnale. Abbiamo pregato perché si risolva tutto per il meglio, perché abbiamo bisogno anche di questi piccoli, chiamiamoli miracoli, per chi almeno ci crede. Allora non era questo il servizio, era un altro, che purtroppo quello che dicevo io, la bambina è morta. Questo invece sembra avere un sindaco che ce l'abbia fatta. Pensate ai miracoli che riescono a fare in questo caso. Un abbraccio invece all'altra famiglia che purtroppo non è riuscito a salvare questa creatura, sempre purtroppo da parte del papà. Non c'è niente da fare, è successo. Sindaco, allora, cosa ci vuole dire di questa bimba che mi sembra stia recuperando anche bene, grazie a questi medici, vedete? Sì, grazie a Dio e grazie soprattutto ai medici dell'ospedale pediatrico di Padova. Le cose si stanno lentamente risolvendo. La bambina, posso dire, è fuori pericolo di vita, ovviamente avrà un percorso di recupero lungo
però noi confidiamo appunto nel lavoro fatto dai medici perché possa quanto prima ritornare a casa tra le braccia di mamma e papà che hanno attraversato e stanno attraversando sicuramente un periodo molto, molto difficile anche a livello proprio psicologico loro, però sanno che non si possono incolpare più di quella che possiamo dire la tragica fatalità, perché come dicevo anche nell'intervista sono persone, genitori che hanno fatto e fanno tutto per la figlia, ma quando succedono queste cose impreviste che si sono riscontrate anche nell'altra tragedia che Mirella ricordava, cui voglio fare le mie più condoglianze e comunque portare la mia, non so come definirla, perché in queste situazioni le parole non mi escono e provo solo grande dolore e grande sofferenza e cerco di capire queste situazioni e questi genitori perché nessuno di noi merita un dolore così grande, quindi posso solo portare la mia... il mio rispetto per quello che è successo, perché nessuno di noi merita un dolore così grande. Sono dolori che non si possono descrivere. Ecco, io inviterei questi leoni da tastiera a darsi una calmata, perché veramente già è un dramma che non passerà per tutta la vita, ci mancano solo anche i leoni da tastiera. Sindaco, chiudiamo con una nota positiva, questa bellissima manifestazione di fiori che voi fate a Loria, di piante, penso che veramente qualcuno dovrebbe invidiare perché fate un'esposizione bellissima. Prego, Sindaco. Beh sì, si è svolta appunto la seconda settimana di marzo la nostra fiera delle piante a Bessica, organizzata appunto in collaborazione col Comune e soprattutto con l'ente Fiera di Bessica che ormai da 47 anni organizza questa bellissima mostra e la riprova del lavoro ottimo che viene fatto e di quanto di bello si può trovare è nella frequenza di persone che viene a visitare ogni anno la nostra fiera, per cui siamo molto contenti e soddisfatti di ciò. Questo è un bel investimento, Questo è un investimento per l'ambiente sicuramente e per la comunità anche. Per la comunità e grazie anche al tempo che quest'anno siamo stati fortunati e abbiamo realizzato una giornata che è all'insegna del verde, dei fiori e delle piante veramente fantastica. Grazie, mi spiace di non aver avuto nessun video, la prossima volta ce lo mandi, Sindaco. Sicuramente. Grazie ancora al professor Fabrizio Pregliasco, grazie a Alberto Battistella. Pubblicità. Ringrazio Eric Anzanello, assessore alle attività produttive, anche imprenditore a Mansuè. Grazie veramente, buongiorno a tutti i telespettatori. Anzanello di essere con noi. Saluto anche Carlo Molinari, scrittore, poeta. Buongiorno Molinari, grazie anche a lei. Abbiamo bisogno, un po' di poesia, un po' di armonia, perché non ne possiamo più, un momento veramente terribile, specialmente per tutti noi, quelli che lavorano seriamente, quelli che cercano tutti i giorni di mettere la famosa goccia, vero Anzanello? Anche come sindaci, come assessori, perché siete quelli in prima linea. Allora Anzanello, cosa ci racconta? Lei è anche un imprenditore, c'è il problema del lavoro, c'è il problema della casa, ci sono tutti i problemi. Prego. Sì, intanto buongiorno a tutti i telespettatori e ai miei concittadini di Mansuè. Sì, adesso il momento è un po' drastico, questa guerra le guerre che ci stanno colpendo, perché ce ne sono 3 importanti, oltre tante altre che rimangono un po' sommerse, diciamo, ma le 3 fondamentali, soprattutto quella con l'Iran, che implica questo blocco sullo stretto, porta dei drastici movimenti sul mercato a livello di prezzi e di produttività, perché vengono a mancare le materie prime, poi il costo del petrolio è arrivato a regimi assurdi, considerando tutti i polimeri quindi derivanti dal petrolio stesso, fanno sì che la situazione per l'impresa produttiva e poi anche distributiva, io mi occupo di commercio, ma alla fine è un cane che si mangia la coda e tutti i settori vengono toccati al fine di creare una situazione spiacevole, perché ci sono aumenti dei prezzi in una situazione in cui non possiamo permetterci di aumentare i prezzi, ma siamo obbligati noi come commercianti
parlo, perché proprio i costi della materia prima sono diventati veramente insostenibili per noi e poi alla fine sono il consumatore finale a rimetterne in primo piano da questo punto di vista. Allora, il problema lavoro è un problema che riguarda un po' tutti noi. Io lo dico quasi tutti i giorni, che il problema dell'immigrazione e dell'immigrato non è un problema che riguarda l'immigrato, ma è un problema che riguarda tutta la comunità. Il problema è capire dove si vuole andare a parare. Ecco, prima fuori onda noi parlavamo, Anzarello, del problema di trovare forza lavoro, perché manca e ne avete bisogno, necessità. Lei mi raccontava, io ancora mio papà che ha una certa età, che sta ancora lavorando all'azienda, non riesco a trovare personale. Non è però che ci manchi un anello, che è quello che è l'anello proprio di congiungimento. Vogliamo far lavorare le persone che sono qui, ormai che ci sono, che non più possiamo al momento mandare via, vedere chi ha voglia di integrarsi, chi ha voglia di lavorare, chi ha voglia di rispettare le regole che ci sono e dividerli da quelli che non hanno voglia. Ecco, cercare di superare questa burocrazia che impedisce anche voi di assumere, di trovare persone, perché manca sempre un qualcosa per riuscire ad avere questa persona, e quelli che lavorano dare la giusta dignità sia con la casa che con un lavoro e un contratto serio? Sì. Allora c'è la tendenza comune veneta di fare di tutta l'erba un fascio. Io distinguerei appunto le fasce di immigrazione, perché c'è della gente che ha veramente volontà di fare e vorrebbe fare. Purtroppo ci sono questi anelli, come li chiama lei, burocratici, che impediscono questo. Vedo tanti agricoltori, occupandomi anche di agricoltura in una delle mie deleghe d'assessorato, che necessitano in certe fasi dell'anno di manodopera oltre che per la vendemmia, anche per la potatura dei vitigni. Io faccio un piccolo esempio, ma ce ne sono tanti altri che potrei fare. Praticamente hanno difficoltà a remunerare questa forza lavoro perché la burocrazia non permette come si può dire, io ho bisogno di 10 persone per 15 giorni, diamogli la possibilità di averle, poi le impiegheremo in qualche altra maniera, e questo tante volte non è possibile perché sono più alti i costi di assunzione, burocratici appunto, che se no quelli che possono portare il vantaggio economico all'imprenditore agricolo, all'imprenditore industriale che sia. Siamo in un momento di forte ricerca del personale, si vede anche sulle nostre spiagge, adesso comincia la stagione e mi sembra che basta fare un giro per i litorali di Jesolo, Caorle e Bibbione, parlo di quelli veneti più vicini a noi, col Cavellino, e ci sono ancora fuori i cartelli che si cerca manovalanza, insomma di tutti i tipi, dal barman a anche chi può fare le pulizie dentro le camere degli alberghi. Però Azzarello, non è anche che sia anche un problema dell'imprenditore di capire che nel momento che hai questa persona che lavora, se lavora bene, che si comporta bene, anche di capire chi è questa persona, come vive, come posso aiutarla, se ha problemi di arrivare, problemi di casa, perché troppo facile passare sempre il cerino che è colpa di qualcun altro. Non è che anche l'imprenditore, visto i numeri che abbiamo e le esigenze che abbiamo, deve fare un po' più di squadra e cercare di capire che non si può continuare a non vedere che c'è il caporalato, allora, non si può non vedere, sì. Li vediamo perché abbiamo fatto anche noi le interviste, come vivono queste persone. Prima ha chiamato un signore, adesso mi sfugge il nome ma dopo lo trovo, che ha detto ma diamo delle abitazioni, ci sono queste casette, questi prefabbricati, nel momento che hai bisogno si fanno in altre parti perché noi non lo facciamo. C'è sempre la paura di investire, di perdere qualcosa, però lo chiedo anche al nostro Carlo Molinari, ecco, la sensibilità dell'imprenditore. Ecco, io lo dico tutte le mattine, speriamo che qualcosa cambi, ecco, che una volta faceva la casa vicino alla fabbrica, aveva cura dell'operaio, capiva l'importanza dell'operaio.
Adesso sembra che l'operaio sia l'ultima ruota del carro, ma chi se ne frega di come vive, chi è, di cosa ha bisogno. Non voglio sparare su tutti gli imprenditori, ci mancherebbe, perché ce ne sono di bravissimi che investono, però io vorrei parlare a quelli che ancora non hanno capito, ecco, come ci si deve comportare anche per dare dignità alle persone, indipendentemente del colore. Prego, Molinari. Sì, buongiorno ancora Mirella, buongiorno ai telespettatori. Certamente è un discorso, è un argomento molto scottante questo. Io penso nel mio piccolo che l'imprenditore dovrebbe cercare di andare incontro per quello che gli è possibile, naturalmente, e da un punto di vista umano e da un punto di vista contrattuale, a quelli che sono gli ipotetici lavoratori. Quindi non solo conoscere la persona in sé, la sua storia, cosa cerca da questo lavoro, ma dare loro, compatibilmente con le possibilità contrattuali, la possibilità di avere anche uno stipendio. Ecco, perché io percepisco un po' a pelle che tante persone smettono di lavorare o non cercano lavoro perché non hanno garanzie sufficienti. O magari vengono loro proposti contratti di 6 mesi o di 3 mesi addirittura, perché ho sentito e ho letto anche di questo, e certamente un giovane non può essere propenso a un contratto di 3 mesi quando saprà che fra 3 mesi dopo l'estate si ritroverà al punto di partenza, quindi ancora a terra in mezzo a una strada, si fa per dire, a cercare un lavoro e a costruirsi un po' specialmente se vuole costruirsi poi una famiglia. Abbiamo in linea, chi è in linea? No, è caduta la linea. Allora, quello che volevo capire però, Anzanello, è che ad esempio a Jesolo, sindaco di Jesolo, ha capito veramente il problema della casa, tanto è vero che stanno cercando di trovare delle soluzioni abitative, perché con gli affitti che ci sono, cioè se uno prende anche i 2.000 o 3.000 euro ma poi ne paga 1.500 solo per l'affitto, l'alloggio, non si va da nessuna parte. Non è che forse bisogna iniziare a fare proprio la squadra e capire cosa c'è nel territorio, come posso aiutare, a fare dei consorzi come si faceva una volta, perché c'è questo, io ho le carte di questo. Il problema è che nessuno vuole fare squadra, tutto mio, solo mio, e così non andiamo da nessuna parte. Manca la forza lavoro, le persone ci sono ma devono rimanere là in condizioni anche precarie. Non a caso il prefetto di Treviso adesso ha fatto un bando, farà un bando per dare la possibilità alle associazioni di volontariato e non più alle cooperative di gestire queste caserme, questa accoglienza degli immigrati. Non so se funzionerà, però qualcosa bisogna pure iniziare a fare, soprattutto a fare squadra. Prego. Sì, anche qui bisognerebbe ragionare un po' sul sintetico, perché ci sono tanti neoimprenditori che aprono delle nuove attività, sempre a livello ristorazione. Io vedo un caso, mi è successo di un mio cugino giovane che mi chiese nei giorni scorsi una mano per trovare un'occupazione su Caorle. Io ho molti amici lì che hanno dei ristoranti e bar, e tutti però mi dicevano: ma questo ragazzo ha l'alloggio, quindi ritorniamo lì, e purtroppo non ce l'ha, viene da Mansuè e dovrebbe farsi la strada tutti i giorni. Questa diventa una cosa impossibile con gli orari della stagione. È il costo della benzina e del gasolio. Al di là della benzina si finisce alle 2 di notte in stagione e si deve ricominciare presto, quindi allora forse, anzi senza forse, sono proprio le istituzioni, quindi un premio al sindaco di Jesolo che si sta muovendo da questo punto di vista, perché proprio le istituzioni dovrebbero trovare degli alloggi. Sì, non abbiamo bisogno di regge, perché alla fine l'orario lavorativo stagionale è più lungo delle 8 ore tante volte, quindi non serve un appartamento vero e proprio, magari una stanza e un bagno per agevolare questi che tantissime volte sono degli studenti universitari che cercano di arrotondare, quindi hanno bisogno di fare un lavoro estivo lì fuori degli esami o della scuola superiore in certe situazioni che possa agevolare insomma anche loro e le loro famiglie stesse. Quindi, allora però è anche da dire, Molinari, che bisogna avere una certa sensibilità
perché ad esempio in Friuli Venezia Giulia questa cordata si sta facendo con gli imprenditori, con le banche, ecco, sta cercando di unire le forze per trovare queste soluzioni abitative, perché di questo bisogna parlare, non c'è niente da fare, oltre poi dei contratti, come ha detto il nostro Carlo Molinari, che ci sono dei contratti, non si sa che sindacati siano, perché basta mettersi in 3 o 4, hanno detto la CGIL che ho avuto ospite l'altro giorno, e uno fa fare un sindacato e fare dei contratti poi a 3 o 4 o 5 euro all'ora. Il problema è capire se anche nel trevigiano c'è questa volontà di unire le forze, perché mi sembra che qualcuno non stia ascoltando quelli che non vogliono ascoltare, perché abbiamo anche quelli che ascoltano, ma quelli che non vogliono ascoltare. Perché non riesci a capire che solo facendo squadra, mettendosi assieme, ecco, dare anche una certa dignità anche al tuo lavoro è importante per queste persone? Prego. Ma certamente facendo squadra e unendo le forze molto viene meglio, mi consente questa bruttissima espressione, ma io vorrei ricondurmi al discorso dell'abitazione. Io mi chiedo, e rivolgo la domanda anche a voi in studio, la gente, i giovani, gli universitari, anche le persone che vengono da altri paesi, sono disposti o non sono disposti a cercare una soluzione abitativa al di fuori della propria città, che quindi comporti il fatto di alzarsi magari alle 4 del mattino del lunedì e tornare alle 10 di sera del venerdì sera? Fermo Molinari, fermo. Allora io sono disposto a alzarmi alle 4 del mattino, ma se ho la corriera che passa e devo andare a prendere il treno a un altro paese perché non ho neanche la ferrovia, come vado al lavoro anche se ho voglia di alzarmi, visto la mobilità e le infrastrutture che mancano? Molinari? Bravissima, ha toccato un punto importantissimo, perché mancano anche e soprattutto le strutture, perché tanta gente, io li vedo anche in Emiliano, si muovono o col monopattino, o conosco delle persone dignitosissime del Sudafrica e dell'Africa che alle 4 del mattino partono a piedi e vanno a farsi 2-3 chilometri per arrivare nella zona industriale di Conegliano, lavorare e poi tornare a casa alle 9 di sera. Quindi tutto dipende molto dalla volontà del singolo della persona. Sarà anche volontà, però bisognerà anche capire che di solito non sono 2-3 chilometri, ma sono anche 20 chilometri. Ecco, l'ho provato io, che dovevo andare a prendere questi ragazzi alle 5 del mattino per portarli a Treviso alla stazione, perché sennò non riuscivano ad arrivare, perché non c'era la corriera a quell'ora e neanche poi al ritorno a una certa ora. Perciò c'è molto da lavorare. Il problema è, Anzanello, è anche capire come fare, anche voi che siete in prima linea, perché siete voi che poi vi confrontate con questi tavoli, con queste associazioni. Ecco, cosa si dice nel nostro territorio? Cos'è che la preoccupa di più, Anzanello? Da questo punto di vista degli alloggi per i dipendenti parla o in generale? Generalmente in questa situazione che mi preoccupa, al di là della produttività e della mancanza di manodopera, non c'è niente, ci sono solo questi due fattori che comunque sono l'ago della bilancia delle aziende del nostro territorio, perché comunque non reperendo la manodopera, oltre a non avere quella qualificata, perché adesso nelle aziende c'è un quantitativo enorme di manodopera che viene dai paesi africani o comunque indiani, che non c'è una cultura del lavoro come c'è qui in Veneto, la nostra tradizione che si trascina ancora dalle campagne agricole del primo Novecento. Quindi fortunatamente una gran fetta di questa mancanza di qualità di manodopera è stata sostituita anche dalla produttività delle macchine. Quindi la tecnologia si è migliorata a dismisura, sia nel settore del mobile che della carpenteria, forse nell'edilizia è ancora rimasta al livello principale, a livello primordiale, chiamiamolo così, come si faceva una volta,
perché i macchinari non è che sono modificati, quella è la possibilità, la betoniera, la gru e via, e così fai sulla casa, ma sulle catene di montaggio le macchine fanno grande parte di lavoro, quindi l'operaio in esse non deve fare altro che prendere il pezzo, riscatolarlo e mandarlo via. Quando la macchina viene programmata per fare quel determinato tipo di lavoro, che poi manchi la persona che prenda il pezzo, questo è un altro discorso. Però questo comporta anche ad avere dei morti anche sul lavoro, questi infortuni anche molto gravi di lavoro, e qua dobbiamo anche capire cosa fare. Andiamo a vedere proprio infortuni lavoro Mansuet-Riesi, andiamo a sentire e poi commentiamo. Ha cercato di sbloccare la forca del carrello elevatore che si era fermata in alto, ma proprio mentre stava effettuando la manovra l'impianto pneumatico ha ceduto e la forcella è caduta amputandogli il braccio. Il grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio alla NR Recycling di Riese Pio X. L'operaio, 42 anni del posto, è stato subito soccorso e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Qualche ora prima, alle 7, a Mansuet, un altro incidente sul lavoro alla Legnonova, nella zona industriale del paese. Un operaio 37enne è rimasto gravemente ferito ad un braccio durante le operazioni di scarico di alcuni pannelli in legno. L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. Sul posto, sia a Riese che a Mansuet, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale dello Spisal per accertare dinamica ed eventuali responsabilità degli infortuni. E sui 2 gravi incidenti sul lavoro nel giro di poche ore intervengono i sindacati. Bilancio tragico che dà la misura di quanto ci sia da fare e invece non si faccia per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, afferma Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso. Servono regole più stringenti, controlli ed ispezioni, sanzioni maggiori per chi non rispetta le norme, più formazione a partire dalle scuole, dice il segretario generale della CIS Belluno Treviso, Francesco Ru. Vicinanza ai feriti e nello stesso tempo totale preoccupazione, afferma Roberto Toigo della UIL Veneto, per una situazione che si rivela giorno dopo giorno, ora dopo ora, allarmante nel mondo del lavoro. Allora, sentiamo cosa ci racconta Eric Anzanello. Ecco il problema degli infortuni, abbiamo dei morti sul lavoro che veramente da gennaio a maggio fanno rabbrividire. Cos'è superficialità? A me non mi capita, so bravo, e invece poi capita. E lei parlava prima della professionalità per la manodopera, sì, ho capito io, però non è che muoiono solo quelli che non riescono a lavorare e che non sanno lavorare, ma muoiono anche dei grandi professionisti del lavoro, tanto sono bravo, prego. Bisogna dire quello che si dice di solito, è un attimo, cioè farsi male sul lavoro è un attimo, quindi un attimo di distrazione, la superficialità può portare a questo. Nonostante adesso tutte le industrie e aziende mettano a disposizione tutti i DPI per evitare i rischi, quindi la scarpa antinfortunistica, chi usa elementi da taglio, i pantaloni antitaglio, poi i guanti, i tappi per le orecchie per prevenire poi problemi all'udito. Vediamo che non sono sufficienti. Sarebbe bello capire un po' il trend com'è, se è in calo o in crescita il fenomeno, per capire se ci sono state delle migliorie nel corso degli anni, perché penso che gli infortuni sono sempre caduti. È logico, bisogna adottare misure sempre più cautelative per far sì che questi non accadono. Veda per esempio, adesso si sta parlando questi giorni di nuovo di quella ragazza che in Toscana morì 6 anni fa per colpa di una macchina cui fu tolta la sicurezza. Ecco, questa è una cosa da evitare, cioè togliere la sicurezza per avere la velocità nella macchina, nel prendere l'elemento, riporlo, e questo accade, io le dico, lo so per certo che accade anche nelle nostre aziende, qualcuno l'ha fatto in passato, spero non lo faccia più. Avete capito? Perché questa è proprio una causa di infortunio, oltre che mortale, ma qualcuno può farsi anche veramente male. La sicurezza nel lavoro, tu la togli per fare più business, per incrementare di più il lavoro. Però andiamo a vedere anche cosa è successo ieri. La Guardia di Finanza quanto vino ha sequestrato. Visto che tutti sono a posto, tutti sono bravi, andiamo a vedere cosa è successo ieri.
Un alambicco, delle cisterne utilizzate per la produzione, 500 litri di grappa e 1500 kg di vinaccia pronta per la distillazione. Tutto sequestrato. È il bilancio dell'operazione delle Fiamme Gialle di Treviso, che hanno scoperto una distilleria abusiva che produceva alcolici per una cantina dell'Opitergino. L'attività nasce da un controllo stradale in cui era stato fermato un veicolo commerciale che trasportava vino privo di etichettatura. Da qui è scattato il controllo della cantina produttrice dei 750 litri di vino irregolarmente trasportato. Individuare e sequestrare oltre a 11.000 litri di vino in esubero anche oltre 100 litri di grappa e 50 litri di liquore privo dei contrassegni di Stato e di qualsivoglia etichettatura. I prodotti sequestrati erano nascosti in un magazzino per gli attrezzi. I finanzieri hanno quindi ricostruito la filiera di produzione dei distillati, identificando il produttore sottoposto a perquisizione con la scoperta di 500 litri di grappa e 1500 kg di vinaccia. Il distillatore e il titolare della cantina, quest'ultimo dovrà anche rispondere per le sanzioni amministrative sulle eccedenze di vino rispetto alle giacenze contabili, sono stati denunciati per fabbricazione clandestina di alcol e sottrazione al pagamento dell'accisa sulle bevande alcoliche. Allora, come commentiamo questo servizio? Nel mio territorio va tutto bene, siamo tutti bravi, siamo in regola, rispettiamo tutto, dopo paf, arriva la Guardia di Finanza, i Carabinieri e viene fuori il caso. Questo caso come l'ha vissuto Anzanello, come lo sta vivendo? Io ho ricevuto la notizia ieri, la cosa mi ha fatto sorridere come ora perché lo trovo una cosa un po' strana per il nostro ambiente. Di solito si sentono queste cose, ma non qui da noi, nel nostro circondario. È strano che ci sia qualcuno che svolge attività illecita, non in regola da questo punto di vista. Tra l'altro stiamo parlando anche di alcolici, quindi superalcolici, tutti le sue tasse del caso, che lo faccia in maniera così abusiva. Non capisco anche il fine, perché comunque per risparmiare cosa? Esatto. Cioè, qual è il guadagno? Poi alla fine tu produci, se hai un buon prodotto di qualità lo regolarizzi, lo metti in commercio sul mercato e hai i tuoi utili, quindi magari per vendere il prodotto a metà prezzo mi sembra un po' assurdo. Non so, 500 kg oggi, 500 kg domani, 500 kg dopodomani, a fine anno Dio i conti sono anche diversi. A parte il danno erariale per lo Stato, per le casse dello Stato, ma io voglio sperare che sia un episodio isolato e che se deve riaccada chissà fra quanto. Cioè, abbiamo già avuto il vino col metanolo. Sì, ma di quando si parla degli anni 80, stiamo parlando di 45 anni fa, adesso al giorno d'oggi. Però adesso siamo nel 2026 e è successo. Allora, visto che parlavamo di imprenditori, io volevo leggere questa lettera e commentarla col nostro ospite Carlo Molinari e sentire cosa ne pensa di questa imprenditrice che ha cercato di mettere questa goccia nell'oceano, di dare una settimana, di staccare la spina a questi ragazzi che dormivano per strada, e la lettera che ha scritto a Mirella per poi essere divulgata. Allora, come imprenditrice veneta, anch'io, come l'anonimo imprenditore di Treviso, voglio dare una mano per i lavoratori stranieri senza casa che sono costretti a dormire all'addiaccio nelle nostre città. Molti anni fa, quando andai a lavorare nella Germania del Nord, io stessa ebbi difficoltà ad avere una casa in affitto perché straniera, nonostante fossi europea, avessi un contratto di lavoro e parlassi un po' di tedesco. Noi veneti siamo gente pratica e senza tanti giri di parole. Sappiamo bene che i lavoratori stranieri che ci servono come il pane. Le nostre famiglie ne hanno bisogno per la cura della casa e degli anziani, per portare cibo in tavola con i lavori agricoli e nei ristoranti, per guidare bus e camion. Abbiamo un calo demografico da paura e i contributi di questi lavoratori al sistema pensionistico e alle casse dello Stato ci servono. Vivere insieme a persone di paesi, lingue, religioni e culture diverse non è per niente facile, ma entrambe le parti, se si impegnano, si riesce.
giorno per giorno. Affittiamo le nostre case a chi ne ha bisogno, italiani o stranieri. Usiamo i fondi di garanzia per i proprietari case che alcune associazioni stanziano apposta e servizi di mediazione culturale di alcune cooperative per essere sicuri di far capire come si vive in un condominio, come far funzionare il contratto, eccetera. Ci conviene. Molinari, come legge questa lettera, lei poeta, persona sensibile, di questa donna imprenditrice che ha le idee chiare su come si dovrebbe operare? Prego. Ma io sono assolutamente d'accordo, perché sono a favore di una società multirazziale. Noi in Italia non siamo un paese che abbiamo una cultura della multirazzialità come può essere la Gran Bretagna o la Francia o gli Stati Uniti stessi. Comunque io nel mio piccolo in poesia cerco di riunire poeti da tutto il mondo, ecco, ed è quello che stiamo facendo con la nostra antologia internazionale, che sarà a favore di Save the Children. Quindi sono a favore di una integrazione e di una cultura multirazziale, senza ombra di dubbio. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, costruire le case che mancano per i bisognosi, però bisogna anche guardarci un po' indietro. Abbiamo colonie, ospedali, industrie, istituti abbandonati che non possono più essere recuperati e che bisogna abbatterli e fare, diciamo così, questo lo dovrebbe fare lo Stato, una banca di cubatura, cioè nel senso che se io tolgo una cascina da una campagna che ha milioni di metri cubi di cubatura perché è disabitata e praticamente sta crollando, sarebbe giusto che lo Stato intervenisse nelle demolizioni di queste parti, perché già, guardi, ci sono istituti tipo ex manicomi, tipo diciamo così, centrali che sono in disuso. Cioè c'è un mondo di cubatura che non viene utilizzato, che non è più recuperabile, che però si parla di costruire ancora, e ci teniamo questi stabilimenti diroccati, questi ambienti enormi in disuso. Ci sono addirittura centri commerciali a Bergamo, centro commerciale che era stato aperto nei primi anni 2000, che è già in disuso, già diroccato. Quindi le cubature vanno, diciamo così, se si costruisce da una parte, però ci vorrebbe un sistema dove che se aumento le cubature da una parte le tolgo da un'altra, perché qua abbiamo troppa roba in abbandono, specialmente le colonie. Ci sono colonie dappertutto che franano, che vanno giù. Sembriamo più un popolo che costruisce da una parte perché vede il campo libero e dall'altra non fa più niente. È una cosa, non lo vedo un sistema civile di organizzare l'urbanizzazione, quello che abbiamo in Italia. Buona giornata. Grazie Claudio, lo sentiamo l'assessore, sì, cosa ne pensa di questa telefonata. Allora, del signor Claudio Marano io penso che lui rispecchia la volontà popolare. Però quello che dice lui non è possibile e io lo spiego perché, glielo dico da assessore. Lo vediamo, guardi, le faccio un esempio pratico. Ci terranno tra 2 domeniche le elezioni comunali nel comune di Chiarano, dove risiedo io, risiedono i miei genitori. Lì c'è una diatriba in corso per il recupero delle vecchie scuole elementari, che sono un bel palazzo, dove si potrebbe appunto accomodare gente così. Io parlo, è un esempio, ma se ne potrebbero fare 1000. Il recupero di quella scuola lì, con messa a norma della struttura, di fare serramenti, mettere a posto alcune cose, si parla di un valore di 3,5 milioni di euro. Ok, lo Stato può anche addossarsi, lo Stato, il Comune o chi, gli enti vari possono anche accollarsi queste spese, ma poi sono costi che vanno a ricadere sulla collettività sotto forma di tasse.
È importante questo aspetto. Ma se io faccio, come ha detto questo imprenditore che mi ha scritto da Trieste, diversamente giovane, faccio una cordata con imprenditori, banche, ecco, società anche civile che vuole partecipare autonomamente, io non ho il problema di far pesare sulle tasse questa cosa che riesco a ristrutturare. Il signore parlava di Stato. Sì, vabbè, quindi anche se è dello Stato, la prendo, cerco di avere la possibilità di prenderla, perché lo Stato mette in vendita anche tante cose delle volte, no? Non per forza dobbiamo fare sempre alberghi a 5 stelle. Questo è un altro paio di maniche. Io parlo che se lo Stato deve prendersi in carico una struttura di sua proprietà comunale, provinciale o di un ente in disuso da qualche parte e deve sostenere dei costi, come pubblica amministrazione costa 3 volte tanto. No, ma siccome è assessore che abbiamo svenduto il paese, abbiamo venduto delle cose a privati che hanno fatto quello che hanno voluto, sarà il caso di vendere per fare anche qualcosa di utile, perché ricordiamo che lo Stato ha dei beni che sono stati lasciati da imprenditori, da anche grandi facoltosi per la comunità, non per fare qualcosa che tu vuoi per avere visibilità e prendere subito qualcosa che non investi. Ecco, io vorrei che queste cose lasciate per la comunità venissero ristrutturate e date alla comunità, perché questo non si sta facendo. Maurizio da Conserve, vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Io vorrei rispondere al poeta, al signor poeta. Molinari. Okay? Al signor Molinari. Allora, caro signor Molinari, da che mondo è mondo, l'idealismo suo che ha lei, che ha detto che è a favore di dell'integrazione. Io purtroppo le dico già una cosa, la smonto per dirle, che un mondo così non va assolutamente avanti. Questo ve lo dovete mettere in testa, perché ognuno sta bene a casa sua, pensatela come volete, ma è la verità, la dimostrazione è questa, ok? Troppo globalismo e i signorini sinistri che hanno fatto sta cosa stanno portando allo scatafascio tutto il mondo. Questa è la verità, per colpa di questi idealismi che vanno a prendere gente, cani e porci da paesi diversi, a fare che cosa? A fare ridere i polli? Ma stiamo scherzando? Un paese va avanti con l'idealismo unico, non con l'idealismo di globalizzare tutto, perché il tutto non ci sta nel piccolo. Ok? Bene, buona giornata a tutti. Grazie. Nel tuo piccolo quante cose ci stanno? Vorrei capire anche cosa bisogna fare per cercare di capire che bisogna andare avanti e non tornare indietro, perché se ci chiudiamo ancora di più io non so cosa succederà. L'ha detto anche qui l'imprenditore che è anche assessore, che invece c'è una fame di manodopera che fa spavento, questa è la verità. E se non troviamo la manodopera non mangiamo, non beviamo, non lavoriamo, facciamo più niente, perché la manodopera è fondamentale nonostante l'intelligenza artificiale. O sbaglio, Anzanello? L'intelligenza artificiale si occuperà di altre cose, non di manodopera, quindi con l'intelligenza artificiale non dipingi i muri, non fai l'idraulico, non tiri i fili della corrente. E non raccogli i pomodori o le ciliegie. Anzi, piuttosto andrà a superare certi posti di lavoro d'ufficio, quindi farà il lavoro di tanta altra gente che è in ufficio, ma quella lì non è che si libera per poi fare retromarcia e andare a fare il lavoro in manovalanza, questo è il discorso. Allora andiamo a vedere anche questo, promo Ontologia Orizzonti Poetici di Carlo Molinari. Un caro saluto a tutti voi da Carlo Molinari, sono il fondatore di Poeti 2000 International, un movimento poetico internazionale online presente su Facebook, Instagram e YouTube, che ha lo scopo di promuovere la poesia ad ogni latitudine e quello di radunare
il più alto numero di poeti possibili provenienti da ogni parte del mondo, proprio per promuovere la poesia e portare l'arte un po' in giro per il mondo. Qual è la novità? Noi di Poeti 2000 International stiamo realizzando un'antologia internazionale che prenderà il nome di Orizzonti Poetici. Potranno partecipare tutti i poeti che lo desiderano gratuitamente e entro il 5 giugno 2026 basterà inviare 3 poesie edite o inedite a poeti2000italia@gmail.com e un breve curriculum. Ad ogni modo potrete trovare tutte le indicazioni, tutte le istruzioni e il bando completo in 4 lingue: italiano, inglese, spagnolo e greco. Su Google, digitando Poeti 2000, troverete tutto quello che vi serve. Allora, il ricavato sarà devoluto a Save the Children, ONG per la cura e il soccorso dei bambini nei paesi in guerra e comunque delle popolazioni che hanno bisogno sia nei paesi in guerra sia nei paesi di sviluppo. Quindi vedete che con l'arte e nel nostro caso con la poesia possiamo contribuire anche noi nel nostro piccolo a creare una cultura di pace, di fratellanza e di solidarietà, e quanto ne abbiamo bisogno. Tutti lo sappiamo, tutti ne siamo più che consapevoli. Orizzonti Poetici, la nostra antologia internazionale, sarà online su Amazon, quindi dai primi di giugno, e sarà acquistabile anche in libreria su ordinazione. Quindi se volete partecipate gratuitamente, numerosi, scrivendo e inviando le vostre poesie a poeti2000italia@gmail.com entro e non oltre il 5 giugno. La nostra antologia sta andando avanti, sta crescendo, ci sono sempre più poeti che partecipano da varie parti del mondo. Aspettiamo voi, e aspettiamo voi anche se non siete poeti e poetesse, per i vostri acquisti, per contribuire anche voi a realizzare questa piccola ma importante iniziativa a favore di Save the Children. Con l'arte, con la poesia possiamo fare del bene. Grazie a tutti dell'attenzione e un caro saluto da Carlo Molinari. Abbiamo Carlo Molinari che si è scollegato, che doveva andare via, e abbiamo Aldo da Castelfranco. Vai Aldo. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno agli ospiti. Niente, volevo dire, aiutare i migranti va bene, però coloro che fanno reati gravi tipo aggressioni ai sanitari, forze dell'ordine, anziani, e questi oppure spacciano droga, questi devono essere espulsi, cioè tipo quello che ha aggredito al centro Caritas di Treviso, cioè questo deve essere espulso, cioè, ma non ci devono essere tentennamenti o domande, cioè appunto questo lo deve firmare, dovrebbe essere espulso, però non c'è questa reazione ad selezionare le persone, cioè chi fa un reato grave deve essere espulso, ma non capisco quale sia il problema. Hai fatto bene Aldo. Si aiuta i migranti, quelli che vogliono lavorare, che vogliono rispettare le nostre regole, ma la cosa è semplice, però non si capisce, perché. Hai ragione, hai proprio ragione Aldo, ti ringrazio. Ecco, Assessore, sì. Come rispondiamo? Ma io condivido appieno il signor Aldo, quello che ha detto, Aldo da Castelfranco. Sì, noi abbiamo bisogno di forza lavoro, per questo ci serve l'immigrazione, non ci servono delinquenti, perché delinquenti abbiamo già i nostri da dargli dietro, quindi quelli degli altri si ritengano gli altri. Sono io a favore della immigrazione qualora ci siano questi casi, quindi abbiamo bisogno solo di lavoratori, il resto non ci serve, e l'immigrazione non controllata può portare solo danno ai nostri giovani, alle nostre famiglie, al nostro territorio, quindi solo forza lavoro, e su questo bisogna insistere. Però dobbiamo anche mitigare un po' la rabbia e la cattiveria, perché questi ragazzini che hanno ucciso quel ragazzo che stava andando a lavorare 15-16 anni, ecco, lei era una persona che si stava integrando, aspettava 2 bambine e l'hanno ammazzato in una maniera violenta,
e sono italiani, sono i nostri, con questa rabbia, con queste famiglie disagiate, questi ragazzini che sono fuori alle 3-4 del mattino e aspettano che arrivi questa fragilità per colpirla. È una cosa veramente indegna, Assessore, che dovrebbe far riflettere tutti. Allora, noi pensiamo sempre a piega. questi che si comportano male, ma abbiamo anche i nostri da controllare, perché non ne possiamo anche più di certi atteggiamenti anche dei nostri ragazzi, non solo di questi. Ma io non voglio prendere una parte e basta, ma questo è un caso, è logico che è indegno, non va bene, noi non tolleriamo la violenza a prescindere, però fa più rumore un caso contrario, cioè quindi dei ragazzi italiani che danneggiano un immigrato, ma non è il primo. Non sarà neanche l'ultimo, speriamo che sia l'ultimo, ma non lo sarà, ma succedono tantissimi altri casi contrari che hanno portato a questa violenza. Questa è una conseguenza. Io stesso sono stato attaccato dai italiani di seconda generazione, intimato a Oderzo una sera, mi trovavo con mia moglie, perché ha detto a loro li ho guardati male. Che gli assicuro che questo non è accaduto. Ma ne parlo io di quasi 50 anni con dei ragazzini di 20 che non mi devo neanche prestare ma qua dovrebbe intervenire la politica, cioè non è possibile che questi ragazzini, indipendentemente dal colore, possono fare quello che vogliono, perché tanto chi se ne frega, sono minore e non posso farmi niente, io ho tutte le carte in regola per comportarmi come voglio, tanto qual è il problema? Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirelle, buongiorno anche all'ospite. Noi parliamo di tanti problemi, ma sono problemi che hanno da risolvere i nostri governanti. Cioè, io pago miliardi e miliardi di euro per questi governi qua e poi devo essere io a risolvere i problemi delle immigrazioni, di Garlasco, delle violenze. Cioè, ma i problemi li andrà a fare il governo, cosa c'entriamo noi? Noi paghiamo le tasse e se le tasse non vengono spese bene, il governo si deve dimettere, perché comunque questi qui sono tutti governi fallimentari e questo qui è un sistema per distoglierci da altri problemi. Noi abbiamo i problemi anche della guerra, noi stiamo spendendo miliardi e miliardi per finanziare questa guerra organizzata e provocata dall'Occidente e dalla NATO. Comunque lasciamo stare le polemiche, ma io parlo non perché mi sta sulle balle di questa guerra, mi sta sulle balle che comunque miliardi e miliardi vanno a finire per armamenti. Ora se io ho da fare una visita, che mi serve una visita, Mirella è già 2 mesi che aspetto una risposta, ma la visita non la posso fare perché non c'è posto. Ma il problema che io dico alla gente, ma questo qui è un problema sociale. Noi certamente abbiamo tanti problemi e giustamente se c'è questa trasmissione è fatta apposta perché ci sono i problemi. Ma quello che noi diciamo in televisione qua con i vostri programmi viene recepito a Roma, un cavolo, niente. Noi ci parliamo addosso ma non si risolve mai niente e purtroppo dico è ora, come giusto il programma Sveglia Veneti, non Sveglia Veneti, svegliatevi italiani. Buongiorno e grazie. Grazie caro Antonio. Guarda Antonio che rispetto a una volta dove il cittadino non parlava, mi non combatta, non ho paura, invece adesso inizia a parlare il cittadino, a esprimere, qualcosa arriva. Il problema ecco che vogliamo anche che la politica oltre a parlare, magari anche per slogan, invece agisca. Assessore, noi abbiamo bisogno che la politica agisca per il bene di tutta la comunità, perché è un problema anche la sicurezza che sta diventando un grande problema. Andiamo a vedere emergenza minori, alcol e droga. Emergenza minori, alcol e droga. Dopo class action PFAS.
Arriva una nuova stretta a Bassano contro la somministrazione di alcol ai minori di 16 anni. Grazie ai maggiori controlli della polizia locale succede che qualche esercente, annusato il pericolo della sospensione della licenza, decida di chiudere per ferie prima di essere raggiunto da un provvedimento. Noi siamo convinti che determinati luoghi che già sapevamo discutibili vanno monitorati e ci mettiamo a far noi il posto fisso di vigilanza per permettere all'esercente di mollare l'osso, perché per noi la cosa fondamentale è togliere la possibilità a questi signori di fare affari con i minori. Sta diventando sempre più importante anche la collaborazione dei genitori. Quello che non pensavamo, abbiamo anche l'alleanza, diciamo, di alcuni genitori che cominciano a rendersi conto della gravità della situazione e che ci coinvolgono mandandoci foto di figli distesi a terra o addirittura chiamandoci in ausilio perché hanno dovuto portare il figlio minore o la figlia al pronto soccorso con alto tasso alcolemico. Sui giovanissimi incombe anche il pericolo delle droghe che ormai vengono spacciate ovunque, magari approfittando di luoghi molto frequentati. Nella zona del patronato di San Vito, dove era in corso una festa di fine periodo catechismo della parrocchia, e ci hanno chiamato perché si erano avvicinati cercando di assembrarsi con i ragazzini delle elementari o poco più, soggetti a noi ben conosciuti perché fanno parte di qualche banda di piccoli maranza che fanno piccoli crimini. E in questo caso siamo arrivati tempestivamente. Si tratta di una decina di ragazzi, uno solo dei quali maggiorenne, trovati in possesso di stupefacenti e noti anche per le loro scorribande al centro studi. Ci aspettiamo dei provvedimenti adeguati per poter allontanare almeno i registi di queste piccole bande, allontanarli dal territorio bassanese. Allora, Assessore, movida, alcol, droga, adesso si mette anche il tempo, ma il tempo adesso sta piovendo forte. Ecco, questa fragilità in tutti i sensi del territorio, cosa facciamo? Bisogna per forza dare un giro di vite. Più attenzione da parte delle istituzioni, soprattutto alla famiglia, perché poi è da capire un po' se questi giovani consumo di alcol, consumo di droga, come si procurano i soldi per fare questo? Riescono commerciando questa droga oppure sono i genitori che glieli danno, non hanno il controllo? Sa che adesso c'è molta più facilità, vedo ragazzini con carte di credito prepagate, caricate dai genitori, quindi poi è anche difficile perché è tutto più costoso. Io vedo dei prezzi allucinanti fuori in giro, allucinanti, il suo prezzo, però gin tonic 12 euro, cioè cominciano a essere veramente delle spese, un americano 8 euro, delle spese importanti per dei sedicenni che vanno lì, bevono, perdono la testa, già sono giovani, poi l'inibizione della giovane età e poi succede quello che succede, insomma, in questi danni. E il maltempo, la fragilità anche del territorio, adesso questo maltempo? Allora, fragilità del territorio e il maltempo l'abbiamo visto nei giorni scorsi perché siamo stati colpiti, tra l'altro il mio comune di Mansuè è stato colpito anche in questa fascia che ha colpito anche i comuni di Gorgo al Monticano e Meduna, questo lo parlo martedì, invece lunedì ha colpito Cesalto, la zona di Saghereda. Comunque quella zona? Sì, con la granine che ha creato dei gravi danni alle culture, soprattutto ai vitigni, di cui noi siamo ricchi e forse è la nostra risorsa primaria a livello agricolo, senza forse sicuramente. E anche qui adesso speriamo che con lo stato di calamità, so che i sindaci si sono sentiti per... Anche il presidente della regione Veneto, sì, Alberto Stefani, ha detto che proprio se la metterà tutta per risolvere anche questo problema, perché è veramente un problema grave. Che purtroppo ogni anno si ripete e sempre più spesso. Fa strano vederlo al 12 maggio che accada, perché di solito succede a estate avanzata con temperature più calde, vederlo il 12 maggio ci fa pensare che se andiamo incontro a un'estate torrida può accadere 2, 3, 4 volte, oltre ai danni alle culture anche alle case e a macchine e vetture parcheggiate. Ho proprio ieri un signore, io sono un pilota di droni a tempo perso, mi ha chiesto un'ispezione col drone a vedere i pannelli solari come mi sono ridotti, quindi
questo problema della grandine. Allora, questi droni possono girare tranquillamente, si può fotografare, ci vogliono dei brevetti, delle autorizzazioni? Io ho i 3 brevetti A1, 2 e 3 che permettono di volare nelle zone consentite da D-Flight, quindi dall'ente preposto. Ci sono delle zone consentite, non è che possono girare dappertutto. Certo che no. Non è che uno si prende il drone e dice adesso vado a vedere come funziona assolutamente no, e ci sono sempre più restrizioni. Per dire, qui dove c'è l'aeroporto piccolo di Salgareda, quello di ultraleggeri, non si può volare perché il drone può disturbare le frequenze degli aerei o portare dei danni. In prossimità di elicotteri, sempre per stare attenzione, c'è l'elicottero lassù che gira, non puoi volare, quindi è un hobby che va usato in determinate situazioni, e i brevetti servono proprio per questo, per dare le istruzioni necessarie per l'utilizzo. Ripeto che l'abbiamo anche usato, abbiamo fatto anche un servizio qui con Antena 3, è venuto il suo collega Cristian Garboit a farlo, sull'ispezione del Predighè di Mansuè, per vedere dove gli ecovandali buttavano l'immondizie, insomma, dall'alto. Senta, Assessore, il Presidente Alberto Stefani della Regione, che ha messo il sociale, la sicurezza del territorio in primo piano, cosa direbbe, cosa chiederebbe al Presidente della Regione Alberto Stefani in questo momento anche di calamità naturale? Bisogna attenzionare il problema, perché in una regione prettamente rurale come la nostra, dove l'agricoltura occupa in grande scala la produttività appunto della regione, bisognerà attuare delle forme. Abbiamo adesso, per dirle, e questo può tornare anche utile in preventivo, di fare un incontro nel nostro comune di Mansuè con dei meteorologi, con degli assicuratori, con gente che possa un po' dare delle spiegazioni sul tema, perché è proprio sempre più... Diventa un problema. Cambiamento climatico sta diventando veramente poi vedo un problema. Che anche qualche assicurazione è anche ostile adesso a assicurare, quindi andando avanti, se si ripete, sarà veramente un grosso problema. Grazie a Erika Anzanello, Assessore alle attività produttive, imprenditore a Mansuè, ha tante cose, tanti problemi, anche qualche hobby, avete sentito, per trovare anche un momento di staccare da spina, vero Assessore, che è fondamentale. Comunque auguri e buon lavoro. Pubblicità. Grazie. Sport estremo è una persona allenata, capace e campione in una determinata disciplina sportiva, come lo sci, il paracadutismo, la roccia e così via. E questo atleta non fa altro che trasportare questa sua preparazione quotidiana in situazioni più impegnative e difficili, che affronta con gli stessi mezzi abituali, magari solo un po' più sofisticati, dove la bravura è anche nel calcolare e prevedere il rischio. Non ci si inventa e non si diventa sportivi estremi dall'oggi al domani, senza un sicuro e provato background. Vorremmo trasportare questi pensieri nella nostra attività chirurgica. Non ci si inventa e non si diventa chirurghi estremi. Ma permetteteci di dire, la nostra attività giornaliera non è già di per sé estrema, se non si ha quotidianamente testato quelli che gli inglesi chiamano skills, e se non si trasporta la provata quotidianità in situazioni più impegnative, là dove forse altri alzerebbero bandiera bianca, sempre calcolando il rischio e, per quanto riguarda particolarmente la laparoscopia, un'eventuale conversione. Presentiamo un recente caso di colecistite gangrenosa in paziente obeso, operato in urgenza con quella tecnica che è ormai diventata per noi la quotidianità. Allora ringrazio veramente, ma veramente tanto, il dottor Ferdinando Agresta, chirurgo. Grazie dottor Agresta per aver portato anche queste immagini nelle vostre case, per far capire l'importanza, ecco, e la conoscenza e l'informazione su quelli che sono gli nuovi interventi con questa nuova tecnologia. Ecco, dottor Agresta, cosa ci dice? Qui cosa stavamo vedendo, ad esempio?
Allora, stiamo vedendo la storia, perché quel filmato ormai appartiene alla storia, perché di diversi anni fa abbiamo portato ad un congresso. Perché dico storia? Abbiamo avuto nel nostro mondo, nel mondo chirurgico in modo particolare, una grande rivoluzione che si chiama laparoscopia. 30 anni fa, 35 anni fa, ha cambiato completamente il modo di agire da parte del chirurgo. Prima eravamo abituati al taglio, il termine tecnico laparotomia, taglio che ci permetteva di vedere a poche persone, al primo operatore in modo particolare, a chi lo aiutava, tutto il resto dell'equipe, che è fondamentale, guardava o sentiva quello che il primo operatore diceva. La laparoscopia, con il fatto che ha portato una telecamera come in questo momento, ha permesso che tutti quanti potessero vedere sullo schermo quello che in quel momento stava accadendo. Ed è importante perché il nostro è un lavoro di equipe. E la figura del chirurgo è tanto importante quanto la figura del secondo chirurgo, ma anche di chi lo aiuta. Dell'anestesista. Dell'anestesista è fondamentale, quello fa la grandissima differenza, E dello strumentista o la strumentista. Sono dei colleghi, io li chiamo colleghi perché lo hanno la stessa precisa dignità che abbiamo noi, anzi qualcosina in più, perché loro devono fare il loro mestiere e devono conoscere anche il mio di mestiere. Questa è una grandissima differenza. Questa rivoluzione ha portato quindi pian piano a fare delle cose. E abbiamo iniziato in maniera molto molto timida. Abbiamo proprio iniziato con la colecisti, i primi interventi di colecisti. Che abbiamo visto adesso. Non questa però, non questo tipo, la colecisti diciamo normale. Diciamo, ecco, non in urgenza, questa è una situazione di urgenza. Abbiamo iniziato pian pianino e poi pian piano abbiamo trasportato quello che viene fatto in elezioni vuol dire programmato. Io ti programmo l'intervento per domani, l'abbiamo portato in urgenza, dove la situazione è completamente cambiata. Perché estrema? Avete visto, la colecisti era quella specie di merenzana, non so se il termine ortofrutticolo può dare un'idea. Ecco, normalmente non è così in elezione. Lei avete visto una cosa molto grossa, infiammata. E quindi questo ci ha permesso di trasportare, e se vuole dopo ne parleremo, tutti i vantaggi della laparoscopia anche e soprattutto nell'urgenza, dove il paziente arriva stressato. Io faccio sempre il paragone, come particolare alle Olimpiadi: se sei allenato forse non vincerai, ma è un buon risultato, e se non sei allenato non potrai nessun risultato. Ecco, questa è la differenza fra l'elezione e l'urgenza. L'elezione tu arrivi in qualche modo allenato, poi magari non vincerai. Noi vinciamo sempre in elezione, dobbiamo vincere sempre, se no guai. Senta, dottore, io corro perché il tempo è tiranno. Certo. E soprattutto il dolore, ecco, questa mancanza del dolore, perché la prima cosa è la paura del dolore, chissà cosa succederà. Io penso che queste informazioni, anche questi video, servono invece a far capire, come ha spiegato molto bene lei, dottora Agresta, che c'è una squadra che controlla tutto. Ecco, non sei da solo, ma tante persone, ognuno con la sua specializzazione, che cercano di fare il meglio per te. È questo che dobbiamo capire, ecco, vincere la paura della sala operatoria. Mi ricordo, dottora Agresta, una volta non si passava neppure davanti per il terrore solo di passare davanti. Un po' alla volta invece con l'informazione, la documentazione, questi video che secondo me sono molto importanti per far capire che veramente i passi avanti che ha fatto la scienza, la ricerca e la tecnologia, che lei lo sta spiegando. Prego. Sono d'accordo con lei. Io penso, la paura è umana, è la paura delle persone che poi hanno il coraggio. Lei ha detto una cosa molto importante, due concetti importantissimi. Intanto dell'equipe, io ribadisco e sottolineo, io credo fermamente nell'equipe, non si può non lavorare in equipe nel nostro mestiere di oggi. È un po', se vogliamo usare un termine molto di moda, la globalizzazione c'è anche nel nostro mestiere. Ma c'è un secondo concetto molto importante che lei ha detto, quello dell'informazione. Io sono convinto che se una persona è informata, ben informata, ben conscia che la paura è umana e non è controllabile, però il fatto che tu sai, uno ti spiega con l'umiltà, perché fai spiegare con umiltà, non la prosopopea di io sono il tecnico e tu sei la persona che subisce, bene, questo aiuta tantissimo. Quindi la giusta informazione che fa parte, è una parte importante del lavoro che noi dobbiamo avere, cioè informare la gente e far capire, perché certe volte dobbiamo prendere anche delle decisioni non belle, ma che se condivise permettono una maggiore reazione da parte di chi purtroppo è costretto a subire alcune cose, quindi questo è assolutamente importante e fondamentale. Un'altra cosa che volevo chiedere, l'importanza invece dell'intelligenza artificiale, se ne parla tanto,
però io sono convinta che bisogna capire chi la adopera, dove viene adoperata e qual è lo scopo. Io mi ricordo le parole di Papa Francesco, soprattutto una parola che è l'etica. Ecco, l'etica è fondamentale per capire dove si può arrivare con l'intelligenza artificiale. Cosa ne pensa, dottor Agresta? Io sono per l'innovazione e le ripeto, la laparoscopia è stata la vera innovazione che noi abbiamo avuto in chirurgia. Qualcuno la parla di innovazione, io uso il termine rivoluzione che continua ancora ad andare avanti. Abbiamo bisogno dell'intelligenza artificiale, però non lo dico io, lo dice tutto il mondo chirurgico, alla fine è sempre il chirurgo che deve decidere. E un'altra cosa importante, come io mi formo, io ho 40 anni di professione, mi viene sempre in mente quella frase che gli esami non finiscono mai, io continuo a studiare. Onestamente continuo a studiare e devo studiare. Bene, anche l'intelligenza artificiale deve continuare a studiare e siamo noi che insegniamo l'intelligenza artificiale. Quindi se noi diamo all'intelligenza artificiale informazioni sbagliate, e purtroppo può capitare, e lei sbaglia, ma la colpa non è dell'intelligenza artificiale, delle informazioni che noi diamo. E questo è un concetto molto importante anche di etica, perché noi pensiamo che qualcuno che può fare il nostro lavoro è sempre l'uomo a fin fine, l'ultima parola è sempre soltanto dell'uomo, il famoso bottone lo spinge l'uomo, non lo spinge l'intelligenza artificiale. L'ha detto anche il professor Gerosa, qua io ho avuto ospite anche diverse volte, alla fine è sempre l'uomo che decide come adoperare questa intelligenza artificiale, soprattutto anche quello che ha detto e sta cercando di fare il professor Gerosa, adesso è diventato appunto importante funzionario della regione, aprire gli ospedali ai giovani. E quando mi ha detto questa frase, si ricordi Mirella che se qualcuno gli dice lo facciamo già, dica pure che ho detto io, non lo facciamo già abbastanza, dobbiamo fare di più. È convinto di quello che dice il professor Gerosa, che bisogna aprire di più gli ospedali, specialmente ai giovani, intrigarli, farli toccare con mano, perché io dico sempre che il profumo dell'ospedale non è il profumo della strada, è un altro profumo. La tocchi con mano i vari profumi dell'ospedale, tocchi con mano le emozioni, noi abbiamo bisogno di emozionare i nostri ragazzi e secondo me questo può fare l'ospedale. Mi viene in mente una parola, passione. Bisogna saper, non si può fare questo mestiere, non è retorica, qualcuno mi può accusare di retorica, non è retorica se non hai passione per questo tipo di, non è un mestiere, è una professione, qualcuno dice che è una professione come quella del sacerdozio, intanto è globalizzata, nel senso che ti prende tutta la tua vita, noi senza nulla, io vengo da una famiglia di contadini di cui vado fieri, e quindi c'è la passione del contadino e della natura e il rispetto della natura. Noi non abbiamo un cartellino che noi abbiamo timbrato e abbiamo finito il lavoro. Spesso, e qui la mia famiglia lo può confermare, il lavoro te lo porti a casa, il pensiero, ho fatto, non ho fatto. E poi c'è un'altra passione, e anche questo mi perdoni, non è retorica. Io dico sempre, prima di essere chirurgo, io sono in ordine figlio, purtroppo mamma e papà non ci sono più, fratello, perché ho 4 sorelle, marito, ma specialmente sono papà. E ogni volta io penso, quando faccio qualche cosa, magari qualcosa come in urgenza, potrebbe essere mia figlia o le mie figlie. E mi creda che cambia, mi creda che cambia. Senta, dottor Agresta, lei ha detto una cosa importante, la passione. Non pensa che forse la passione per questi ragazzi arrivi dopo l'emozione? Io entro, vedo un qualcosa che mi intriga, mi emoziono, voglio conoscere e poi arriva la passione. Ecco, forse dobbiamo emozionare di più questi ragazzi anche portandoli a vedere all'interno di questi ospedali che abbiamo una tecnologia, loro ad esempio anche con la robotica sono molto attirati, io li vedo quando ho questi studenti ospiti. Forse è un campo di lavoro ulteriore quello che deve fare questo ospedale che, come dice il professor Gerosa, non è fatto solo di pietre? Assolutamente l'ospedale non è fatto, l'ospedale è fatto da uomini e credo che la più grande dimostrazione che l'ospedale è fatto di uomini l'abbiamo avuto con il Covid, purtroppo. Quando hanno detto che il nostro ospedale Vittorio Emanuele è stato trasformato in ospedale Covid, io ho visto dall'oggi in un giorno cambiare la professione. I miei colleghi chirurghi sono diventati internisti, intensivisti, le mie colleghe strumentiste sono diventate terapia intensiva.
E questa forse è l'emozione, è vero. L'emozione non fa altro che far uscire fuori qualcosa che c'è da dentro, che è la passione, ed emozionare fa la grandissima differenza. Io ancora mi emoziono quando vedo il nostro lavoro e questo fa la grande differenza. Allora, prima all'inizio io ho avuto nella prima parte il professor Fabrizio Pregliasco, abbiamo parlato di virus, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato anche di batteri, che lui ha detto non possiamo sconfiggerli completamente anche nelle sale operatorie, perché c'è sempre un punto di domanda. Ecco, rischio zero non ci sarà mai. Quanto importante è anche capire soprattutto l'igiene e la profilassi, perché è fondamentale anche quando tu entri in questa sala operatoria, però c'è sempre questo punto di domanda. Riusciremo ad avere sicurezza proprio ai massimi livelli in futuro grazie anche a queste nuove tecnologie, secondo lei, dottor Agresta? Allora, sì, è quello che noi dobbiamo fare e che noi facciamo ogni giorno. Per noi la sterilità in sala operatoria è obbligatorio. È ovvio che purtroppo la possibilità, il 100% in medicina e chirurgia non esiste. Io dico sempre, quando qualcuno dice 100% del risultato, dubitate, vuol dire che non fa il medico, non fa il chirurgo per quanto riguarda la mia professione. Però noi sappiamo, conosciamo delle regole che noi rispettiamo, come per esempio la preparazione all'intervento chirurgico, sia del paziente ma anche nostra. Quando noi entriamo in sala operatoria abbiamo delle regole comportamentali che noi dobbiamo assolutamente fare. Può essere banale, il lavarsi le mani fa una grandissima differenza, il modo di vestirci. Io ho una mia abitudine, per esempio, mettere i guanti. Io penso e voglio che i guanti me ne venga messa dallo strumentista, perché la strumentista so che è brava e è precisa, e io so di non essere perfetto, tanto bravo quanto la strumentista o maschio o femmina, qualunque esso sia, perché io dico sempre, la persona quando io scherzo in sala operatoria, la persona più sporca in sala operatoria è il chirurgo, quindi fatevi toccare il meno possibile. E questo, guardi, forse la laparoscopia ci permette, perché il mio contatto col paziente è mediato da dei ferri, sto scherzando naturalmente, ma capisca la battuta, è la persona più pulita in sala operatoria, la persona più seria dello strumentista. Quindi, per esempio, io maneggio le protesi perché faccio chirurgia di parete, io non le tocco mai, le faccio toccare alla strumentista e poi naturalmente io le posiziono con i ferri che mi vengono dati o cose del genere. Sono delle regole un po' umane, queste sono umane. Posso chiamarla responsabilità anche, che lei si sente in quel momento di avere, perché lei metterà le mani su questo paziente e la responsabilità di capire, come ha detto lei, che io devo avere la massima sicurezza, il massimo igiene e la massima professionalità, che non c'è dubbio, perché tutti assieme faremo ottimi risultati. Questa sensibilità, emozioni, professionalità, quante cose, quanti ingredienti in un'operazione. Abbiamo Adriano da Campalto, vai Adriano. Intanto buongiorno a lei signora e al dottore chirurgo. Volevo parlare un attimo col chirurgo, e volevo intanto ringraziarvi, perché se non ci fosse voi, la vostra preparazione, la vostra pulizia che c'è sugli ospedali, sono molto contento, perché io mi piace molto la scienza chirurgica, anche se sono anziano, però mi piace che quello che state facendo voi realmente per il popolo. Però c'è un problema, dottore, che giustamente mi mette il dubbio, e chiedo scusa se farò perdere un po' di tempo alla signora. Io mi trovo su una situazione, dottore, che quando c'era il Covid, era tutto pulito, tutto igienizzato, tutto. Adesso sta succedendo una cosa all'incontrario e io non so come muovermi, perché dicevo l'altro giorno anche alla signora, ha ascoltato la mia telefonata, che giustamente ci troviamo, dottore, con dei pullman veramente che una volta col Covid erano molto puliti. Adesso ci troviamo che abbiamo dei pullman, ci allontaniamo con la mano, siccome si parla tanto di virus, fino a che punto crea il virus? È creato dal sporco, è creato dagli animali, o può essere anche creato, nel senso, nell'aria, piove, c'è la sabbia, però ultimamente mi vedo questi pullman che prima erano
pulitissimi, e adesso sono sporchi. Grazie Adriano, devo correre, se no non riesco a far parlare il dottor Agresta. Sei stato molto chiaro, ecco qua, ecco l'informazione, virus, batteri, e dai, allora, bisogna... Prego, dottor Agresta. Non è il mio campo, non sono un virologo, io sono solo... prima il professor Pregliasco, virologo. sono un chirurgo, però posso dire una cosa, lo vedo nella mia realtà ospedaliera, ma in tantissime altre realtà ospedaliere. Dal Covid, dalla brutta esperienza del Covid, una cosa l'abbiamo imparata, la questione, capisca quello che sto dicendo, delle regole dell'igiene. Per esempio l'orario visita, che sembra una cosa così banale, no? È ovvio, è umano che ci sia la visita dal paziente, però io dico sempre, ricordatevi che i peggiori untori per i pazienti è chi viene da fuori e porta dentro, quindi il fatto di rispettare l'orario, prima si entrava in 2 o 3 persone, adesso si entra soltanto una persona, si lascia fuori i propri indumenti, sono cose che noi continuiamo ancora a fare, ed è una cosa che abbiamo imparato purtroppo dal Covid come contingenza, ma l'abbiamo assolutamente imparato. Non è che abbiamo imparato, lo sapevamo, abbiamo imparato ad applicarlo in maniera più precisa e più costante. L'antivirus lo dimostra, assolutamente. Abbiamo parlato prima col professor Pregliasco, non bisogna mai abbassare la guardia, e bisogna fare prevenzione. Allora andiamo a vedere anche queste immagini che ha portato il dottor Agresta, molto importanti per farvi capire a casa di cosa si tratta. Andiamo a vedere l'appendice, andiamo a sentire, anzi vedere più che altro perché sono immagini. Accesso, partiamo con la prima, Andrea. Ecco, qui cosa stiamo vedendo, dottor Allora, questa è importante, no? Dicevo prima la questione di vedere. La laparoscopia ci permette di vedere l'addome, le immagini come una scatola, che però ha dei recessi. Questa è la parte più bassa, dove nella donna c'è l'utero e c'è l'ultima parte dell'intestino. E purtroppo il pus in questo caso va dappertutto, perché è come un'infiltrazione di acqua in un muro, parte da un punto ma dopo te lo trovi a distanza. La laparoscopia ci permette di poter pulire. È una cosa proprio estremamente meccanica e banale, ti permette di pulire bene quelli che noi chiamiamo in termini tecnici i recessi e di controllare tutta la cavità addominale con 3 piccoli accessi, che non è una questione estetica. Uno pensa che la laparoscopia è una questione di estetica, è l'ultimo nostro problema, l'estetica. È ovvio che noi lo consideriamo, perché no? Ma è la possibilità di poter controllare in laparoscopia tutta la cavità addominale. Questa è una funzione non solo terapeutica, come in questo caso che abbiamo visto, perché ci permette di pulire, ma anche diagnostica. Io entro dentro e posso vedere tutto. Le devo dire che facendo questo tipo di approccio, tante patologie misconosciute che tu magari non avessi fatto caso, perché tu entri a destra e il problema è a sinistra o viceversa, mi riferisco di parte dell'addome, e ti permette di vedere e quindi di poter fronteggiare. Mi è capitato nella mia esperienza di entrare di fare un intervento di laparoscopia per una patologia benigna e di dover riscontrare una patologia non benigna che era 10 cm più sopra e che nessun esame in quel momento mi faceva vedere. La laparoscopia ha la funzione diagnostica, noi diciamo sempre è l'ultimo atto diagnostico ed è il primo atto terapeutico, ed è fondamentale, specialmente nell'urgenza. Io sono un chirurgo generale, sono un chirurgo d'urgenza e credo nella laparoscopia soprattutto perché mi permette di completare la diagnosi, che è fondamentale. Tutto lo strumentario che noi abbiamo oggi, l'attacco, risonanza magnetica, sono delle immagini che vengono a essere riportate. Alla fine è sempre per noi l'atto finale, il giudizio vero, quando noi entriamo in sala operatoria e iniziamo l'intervento chirurgico. Le devo dire che le sorprese ci sono, non sono così rare, Però come potete sapere. Poi siete bravi a scoprirle, perché l'ha detto lei un po' più su, ecco, riesco a vedere dove veramente devo incidere ancora di più. Avete capito l'importanza, ecco, di avere queste figure, di parlarvi, di spiegarvi come stanno le cose, soprattutto di non aver paura, ma di affidarvi a queste meravigliose mani che poi vi fanno guarire. Questo è quello che io volevo anche trasmettere questa mattina. Abbiamo Raffaele da Rosolina. Ciao Raffaele. Pronto? Non lo sento. Andiamo a vedere altri video o altre immagini, vediamo dalla regia cosa ci mandano. Dottor Agresta, ecco qui cosa stiamo vedendo. Questo è un caso che io ho portato anche a diversi congressi.
sull'orlo della diagnostica. Allora, vedete, questa purtroppo mi ricordo perfettamente questo caso, donna giovanissima, portata al tavolo operatorio con diagnosi e sintomi di appendicite. L'appendice era quel tubicino che stava sopra e purtroppo sotto c'era un tumore. Questo qui che voi vedete, il tumore anche brutto, anche molto aggressivo. Anche grande? Sì, anche grande, cose del genere, ma è l'aggressività del tumore. Un tumore che lì, se noi avessimo fatto questo stesso intervento con il taglio, avremmo tolto l'appendice, non avremmo fatto caso a questa lesione, purtroppo la signora avrebbe avuto dei problemi. Questo ci ha permesso ecco, questa è la parte finale che sta finendo. Ci ha permesso di poter fare diagnosi. È ovvio, noi abbiamo tolto il pezzo, poi l'abbiamo andato a esaminare e questo ha permesso poi di poter continuare il processo diagnostico e terapeutico della paziente. La paziente poi è stata seguita perché poi era una patologia a cavallo fra il chirurgo e il ginecologo, quindi abbiamo lavorato insieme poi, il discorso di equip, che non è soltanto l'equip chirurgica in quel momento, ma è la multidisciplinarietà. Oggi noi non possiamo lavorare da soli, io ho bisogno del cardiologo, del radiologo, del ginecologo, dell'urologo, come loro hanno bisogno di me. Lavoriamo insieme, non c'è più one man show o il primo ballerino di altre cose, lavoriamo insieme, quindi questo è stato poi diviso con, mi ricordo perfettamente, il ginecologo di competenza, l'oncologo, perché poi ho dovuto decidere che cosa fare e andare avanti nel processo per curare questa signora, ma è un video di diverso tempo fa, insomma, quindi il ruolo diagnostico. Io ho avuto diversi chirurghi, l'ultimo anche il dottor Leoni, che fa parte anche del CIMO, questa rappresentanza di medici, e sono molto preoccupati perché mancano i numeri, mancano anche i chirurghi in sala operatoria. Ecco, sente anche lei questa mancanza di figure, perché cominciano a essere molto preoccupati, dico la verità, dottora Gresso, ho sentito questa preoccupazione, la sente anche lei? Allora, sì. Le spiego, stiamo vivendo due avvenimenti importanti. Uno secondo me molto bello. Io ritorno al discorso di prima, sono fratello di 4 sorelle, ho una moglie e ho 2 figlie femmine, quindi sono circondato da donne. Bene, e nella mia equipe di adesso ho 5 donne. E le posso dire che, ma lo dico con sincerità, le donne rispetto all'uomo hanno una marcia in più. Voi donne avete una marcia, ma lo dico con... grazie, dottora Gresso, lo invito tutti i giorni, grazie. No, avete quella sensibilità, perché uno pensa che il chirurgo deve essere un lavoro di forza, lo era, io ricordo quando ho iniziato io, dovevi famoso tirare le valve, no? Tu ti attaccavi, tiravi la valva mentre il chirurgo operava, adesso la laparoscopia ha completamente sovvertito questa cosa qua, devi essere molto fine, molto preciso, e voi donne avete quell'intuito che noi non abbiamo. Avete però una cosa che è bellissima ma al tempo stesso però non vi aiuta nel lavoro, che si chiama maternità, sì. Che è bellissimo. Io credo che, vi ripeto, penso che essere mamma è una cosa stupenda, io non l'ho provato, sono papà, però purtroppo non vi aiuta perché la legge comporta un certo coso, e quindi questo è il non primo è mica la legge, dottora Gresso, sono gli uomini. Noi dobbiamo combattere, non è la legge, dottora Gresta, mi dispiace. No, ma sono d'accordo con lei, E senza capire, e qui glielo dico, che forse la parola che lei ha detto, la maternità, siamo noi donne. Sì. Ecco, qualcuno lassù ha deciso che fossimo noi, non voi. Sì. Io sono convinta che con voi non ci sarebbe neanche il mondo, perché io sono convinta di questo, lo dico, perché vede, dottora Gresta, il problema è che c'è questa rivalità. Io continuo a dire che dobbiamo smetterla di dividere tra uomini e donne e di parlare di persone. Assolutamente d'accordo con lei. Ecco, io sono veramente convinta che dobbiamo smetterla di fare maschile, femminile, bambino, bambina, ma parlare di persone. Questo vale per il mondo dei fragili, che io chiamo diversamente agili, perché odio la parola disabilità, siamo noi disabili, non loro. Noi stiamo portando in giro questa mostra bellissima, io ci sono, una mostra itinerante, perché questi genitori hanno deciso di far vedere questi ragazzi, queste ragazze, queste persone
perché sono emarginati, perché non hanno aiuti, perché non riescono a trovare lavoro nonostante abbiano anche dei diplomi, perciò capisce bene che il lavoro da fare è lungo e dobbiamo fare squadra senza continuare a dividere tra uomo e donna. Ecco, lo dice lei stessa, ma quanti anni ci abbiamo impiegato per capire che la donna all'interno della sala operatoria è una figura determinante? Lo dicono i suoi colleghi quando io li ospito, sempre, comunque, se non avessi la figura femminile guai. Allora forse un po' alla volta ce la faremo, ma che fatica, ragazzi. Ecco, io penso che è l'uomo che deve aiutarci, la figura maschile che non deve più vedere questa donna come una rivale oppure come una persona che non avrà mai le possibilità di farcela, ma invece che di una persona che ha tutte le possibilità per farcela. Ecco, io partirei da questo. Andiamo a vedere altre immagini, che vediamo cosa ci racconta il dottor Agresta. Ecco, e voi a casa, che sono sicura che dite mamma mia, cosa sto guardando? Cosa sto guardando adesso? Cosa stiamo guardando, dottor Agresta? Sempre del diagnostico della laparoscopia. Questo si chiama diverticolo di Meckel, è un residuo che qualche volta noi abbiamo di quando siamo nella pancia della mamma, che collega l'intestino alla placenta. Normalmente questo qui poi si chiude, viene riabilitato. Qualche volta rimane questo piccolo tubicino che ricorda un appendice e non tanto lontano dall'appendice si può infiammare come un appendice. Ecco, può capitare che tu un tempo lo portavi dal tavolo operatorio, facevi il taglio, non riuscivi a trovare la causa, dovevi allargare il taglio per trovare questo diverticolo di Meckel. La laparoscopia con i stessi 3 buchetti ti permette di poter fare questo intervento. E le devo dire, e anche qui ti fa capire l'importanza della laparoscopia. Da quando c'è la laparoscopia, i diverticoli di Meckel è il nome del chirurgo che ha scoperto, cioè dell'anatomo che ha descritto questo diverticolo, sono aumentati in maniera importante, perché è più facile trovarli. È come se io entrassi in un conto da fuori, qualcuno mi dice in quella stanza c'è una TV, un conto che io vado dentro e la posso vedere di persona senza fare neanche fatica per cercarla. Ribadisco il concetto diagnostico della laparoscopia, per cui io ti porto a tavolo operatorio pensando che è un appendice e poi trovo la vera causa responsabile del tuo essere acuto in quel momento, che è il diverticolo di Meckel, e questa è una grandissima differenza. Poi, se posso, immagini questo nelle donne, ecco, parliamo di donne in età fertile, dove lì vicino all'appendice abbiamo l'ovaio, la tuba, sono talmente vicini fra di loro che molto spesso un'infiammazione dell'uno può coinvolgere l'altro e viceversa. Ecco, questo ci permette di fare diagnosi, di portare l'intervento chirurgico, e la chirurgia laparoscopica viene chiamata chirurgia gentile perché noi cerchiamo di rispettare il più possibile 2 cose. Intanto la cavità addominale. Lei ha usato prima la parola fragile. La cavità addominale non è soltanto un'estetica, non è soltanto la tartaruga che io devo dimostrare, qualcuno l'ha messa lì perché deve avere una funzionalità. Le pensi l'importanza della cavità addominale nella respirazione, specialmente nelle persone più fragili, nelle persone più anziane, dove molto spesso è anche tutto l'addome che partecipa alla respirazione. Se io lo taglio, per quanto io sia bravo a ricostruire, in qualche modo ho offeso questa cavità addominale. La laparoscopia, col fatto che tu hai questi 3 buchetti, minimizza il danno alla cavità addominale. Sono più questi tagli enormi. Che ripeto, uno pensa a una questione estetica, anche, ma non è questa. E poi ci sono altre 2 cose della laparoscopia che è fondamentale, che noi non pensiamo. Temperatura e umidità. Noi siamo animali omeotermi, cioè a 37 gradi. Ora, per quanto le nostre sale operatorie, se io apro, la temperatura scende. Porta un insulto al nostro intestino. L'umidità. Il nostro intestino e tutti gli organi hanno un ambiente umido. Se io apro, per quanto il mio ambiente ospedaliero sia il più controllato, asciugo. Conseguenza di questo si formano le aderenze. Ed è lì, per questo parlo della donna in età fertile. L'intervento in età fertile può portare, non lo dico io che sono chirurgo, ma lo dicono i ginecologi, le aderenze che possono portare dei problemi alla tuba, che sarebbe quel tubicino che collega l'ovaio all'utero per il trasporto dell'ovulo, fecondato o non fecondato, e che in qualche modo è un tubicino che viene a essere, da un'aderenza o da un'infiammazione, viene a essere danneggiato. Problemi di ipofertilità nelle donne, che è fondamentale. Abbiamo imparato queste cose qui, a trasportare e a ottenere sempre risultati migliori. Io lo inviterei tutti i giorni, non so la moglie se sarà d'accordo, ma lo inviterei tutti i giorni perché sta spiegando con una semplicità incredibile, ecco, il corpo umano, ecco la meraviglia di questo corpo umano, questa meravigliosa macchina perfetta in tutti i sensi, che poi appena si rompe qualcosa, se non fai prevenzione,
è difficile, però abbiamo queste mani d'oro. Io la ringrazio. Con quale saluto, come ci lascia, dottor Agresta, con quale messaggio? A me piace operare, però io voglio operare il meno possibile. Se devo fare un augurio è quello di prevenire, prevenzione. Aiutateci a fare la prevenzione. La prevenzione vuol dire, io dico sempre, venite una volta in più, fateci una domanda in più. E dottor Google, tutto il rispetto, non è il dottore uomo con tutti i suoi difetti. Quindi aiutateci a curare, e aiutateci a curare vuol dire con la prevenzione, che è la grande differenza, che è fondamentale. Grazie al dottor Ferdinando Agresta, chirurgo, di essere stato con noi, direttore UOC di chirurgia generale veramente all'ospedale di Vittorio Veneto. È stato veramente un piacere averla ospite. Grazie dottor Agresta. E adesso andiamo a vedere il vostro assegno. A chi è dato? Grazie. Ciao grande famiglia, oggi siamo a Marghera e stiamo per incontrare una persona che voi avete già conosciuta, che era venuta da noi a chiedere aiuto. Ha una casa, è stata data a lui una casa e noi siamo venuti ad aiutarlo. Andiamo a vedere. Eccolo qua, ciao Massimo, ciao, tutto bene? Sì. Sei contento? Allora finalmente è arrivata la casa? Certo, era finalmente un po' di tranquillità adesso. Cosa vuol dire avere un tetto? Perché tu non avevi un tetto, dormivi su un camping? Esatto, un camping pagato da me, perché l'avevo toccato a pagare a me adesso, che il comune purtroppo non aveva più soldi per pagare. E purtroppo adesso, meno male che è venuta una buona notizia. Allora, oltre a questa buona notizia, adesso ti faccio vedere che buona notizia c'è. Sorpresona. E come vedi è arrivato il frigorifero e anche la lavatrice, guarda, e anche la borsa della spesa. Sei contento? Vedi cosa vuol dire avere la grande famiglia che ti protegge? Siamo entrati in casa di Massimo, dalle scale ho preso paura, però all'interno devo dire la verità che si presenta abbastanza bene. Queste sono case che vengono assegnate alle persone come Massimo che appunto sono in forte difficoltà, mancano i lampadari, adesso lui deve fare gli allacciamenti, penso, giusto? Allora, questa è la borsa che ti abbiamo portato, lo scatolone, così per un pezzo sei a posto. Questo è l'assegno massimo della grande famiglia di Rete Veneta, perché oltre alla casa adesso bisogna fare gli allacciamenti, hai delle spese da sostenere, questo assegno verrà monitorato, tutti gli scontrini che spenderai dovranno essere portati alla signora Silvana Tosi, che fino adesso ti ha aiutato, perciò sarà monitorato tutto quanto, in attesa che tu ti metta a posto anche con l'appartamento. Cosa vuoi dire? No, io vorrei ringraziare intanto Rete Veneta che mi ha fatto questo assegno e speriamo che quest'anno vada meglio per tutto questo che devo fare. Ripetiamo, tu eri senza lavoro, senza casa, senza niente, dormivi su un camping, grazie anche perché bisogna dirlo a Silvana Tosi che ti ha aiutato in un periodo difficile, finalmente è arrivata la casa. Certo, e anche devo aprire tutte le utenze e più anche devo comprarmi altre roba perché mi serve altri mobili, i lampadari, le aperture e anche un sostegno che mi hanno dato tutta la gente.
E allora questi La Silvana Tosi tanto la ringrazio, sì, moltissimo, se non c'era lei, tanto da fare. no, se non c'era lei ero per la strada, veramente. È l'unica che mi ha dato veramente una mano, è stata sempre in compagnia con me e mi ha assistito al 100%. Ecco, bisogna dirlo perché quello che è di Cesare è giusto dare i premi anche a chi se li merita. Certo. Allora mi raccomando Massimo, io verrò a controllare per devi fare le pulizie, deve essere tenuto bene e adesso vediamo che se riusciamo a trovare anche qualche lavoretto, qualcosa. Magari. Grazie alla Silvana che si darà da fare. Io vi ringrazio tantissimo, grande famiglia, avete visto che anche questa settimana i vostri soldi sono andati, speriamo a buon fine, per aiutare Massimo a rimettersi in piedi. Ce la farà, noi ci proviamo, sta a lui la buona volontà. Ciao, grazie, al prossimo assegno.